Ed eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Vediamo se StreamYard. Sì, StreamYard è partito, quindi bentornati su Parresia. Allora, sono tornato fondamentalmente dopo venerdì, nel giro di pochi giorni, siamo di nuovo qua e siamo qua con un gradito ospite. È bello riaverlo qui dopo tanto tempo, tra l'altro. Quindi io già ti saluto, caro Marco, ed è che è qui con noi. Grazie del tempo che ci dai. Ciao Marco. Grazie mille Luca, un caro saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Anzi, faccio io una cosa che fanno tutti gli YouTuber: mettete un like, iscrivetevi al canale. Per voi non conta nulla, ma per il canale è molto importante. Ho detto bene? Sì, grazie, sei stato perfetto, direi. Allora, dopo questi, diciamo, convenevoli, allora, dopo questi convenevoli, credo che sia giusto a questo punto introdurre, anche se avete visto la copertina l'avete già capito, di cosa andremo a parlare. Io già agevolo le tue slide, Marco, che sono sempre una garanzia. Parliamo della guerra franco-prussiana. Una guerra durata circa 6 mesi, poco più, e fondamentalmente sancente, possiamo dire così, la distruzione del secondo impero francese, o meglio dei francesi, e però anche la effettiva unità d'Italia, o meglio la capitolazione dello Stato Pontificio da un certo punto di vista, almeno per quel che riguarda il risorgimento italiano, e quindi anche il trasferimento da Firenze a Roma della capitale del Regno d'Italia. Però segna anche la nascita poi di un impero. Se un impero cade, un altro nasce, cioè il secondo Reich, cioè il Reich guglielmino tedesco, o meglio, prima prussiano, ora tedesco, di Guglielmo I, ovviamente grazie alle sapienti doti politiche di Otto von Bismarck. Detto questo, a questo punto io lascio a te la regia, a questo punto. E aggiungo anche una cosa: ha messo anche le basi per la prima rivoluzione operaia, che è la Comune di Parigi. Domenica stavo mettendo a posto le slide e la mia compagna è venuta lì, a un certo punto ha visto, ha detto: ah, la Comune di Parigi, mi ricordo quando siamo andati a sentire Barbero, adesso ho capito a che cosa è collegata la Comune di Parigi. Per cui spoiler, un completo fallimento, durata anche qualche mese e poi devastata completamente. È brutto fare spoiler adesso, ma d'altronde è difficile, voglio dire, è storia di spoiler, è difficile che ci siano. Comunque io ti lascio a questo punto la parola alla regia, ogni tanto insomma magari intervengo. A te assolutamente, anzi ti ringrazio dei tuoi interventi. E per partire, come sempre, diciamo quello che dico sempre quando faccio queste cose in tutti i canali: se alla fine qualcuno è interessato a questa presentazione, mi scrive in posta elettronica e gliela mando. Come sempre, io chiedo solo di ringraziare se per caso avrà occasione di utilizzare questa presentazione. Allora, come abbiamo anche fatto per altre tematiche che ho trattato, per esempio mi viene in mente quella sulla guerra civile americana. Ovviamente un tema così ampio è un po' difficile da trattare, e quindi, come dire, ho messo lì delle suggestioni che siano un po' da stimolo per chi è interessato a queste cose, per andare a approfondire, no? Quindi di che cosa parliamo oggi? Parliamo della guerra franco-prussiana, di quella guerra che, come ha detto uno storico francese, è una guerra, la guerra del 1870 è una guerra dimenticata. E la prima cosa da dire relativamente alla guerra franco-prussiana è il fatto che la guerra è distinta in due fasi. C'è una prima fase, cosiddetta fase imperiale, che va dal 19 luglio fino al 2 settembre, fino alla resa di Sedan, della piazzaforte di Sedan, della cattura di una parte significativa dell'esercito francese insieme con l'imperatore. E poi una seconda fase che è detta dagli storici la fase repubblicana,
che va grosso modo dal 3-4 settembre fino alla fine della guerra, che corrisponde al 28 di gennaio 1871, che è la data dell'armistizio. Qui vedete un po' le caratteristiche della prima fase. È una guerra ad alta intensità, è una guerra, la prima fase, la fase imperiale, che si sviluppa questa prima fase lungo la frontiera francese, dove si hanno anche 8 grandi battaglie nell'arco di un mese tra i francesi e i prussiani. Sono delle tipiche battaglie ottocentesche con grandi masse di uomini impegnati anche su uno spazio di territorio relativamente limitato, che combattono tutti in formazione con sgargianti uniformi. Qui vedete un rievocatore, il mio amico Leonardo Toselli, che ho visto anche che è collegato e sta seguendo la live, che è vestito con l'uniforme della fanteria francese del 1870. Qui invece vedete la seconda fase è la cosiddetta fase repubblicana. Quindi una volta che l'esercito imperiale è stato sconfitto, Napoleone è stato catturato, in Francia viene proclamata la Repubblica, e di fronte alla minaccia degli Unni, il pericolo tedesco, il popolo viene richiamato alle armi in una specie di leva in massa nello stile della rivoluzione francese, no? Quando bisognava difendere la patria, questo era quello che avevano fatto i rivoluzionari francesi, e la stessa cosa fa la terza Repubblica francese dopo la caduta dell'impero di Napoleone III. Questa seconda fase della guerra, che è una fase sicuramente meno organizzata della precedente, si sviluppa in un periodo, in un arco temporale più lungo, circa 5 mesi. In questo periodo si ha l'assedio e poi la capitolazione di Parigi, oltre a un certo numero di battaglie anche piuttosto importanti. In questa slide, come nella precedente, avete visto lì dei nomi, dei termini che poi avremo occasione di riprendere. Come già dicevamo, la guerra termina con l'armistizio del 28 di settembre e qualche giorno prima, se non ricordo male, sì, l'ho scritto, il 18 di gennaio, a Versailles viene proclamata la nascita dell'impero tedesco, il Secondo Reich, e viene nominato imperatore Guglielmo I, che fino al giorno prima era re di Prussia, diventa imperatore dell'impero tedesco. Qui vedete un altro rievocatore, un fante prussiano, con la tipica uniforme blu scura e direi l'iconico caschetto con l'elmo chiodato, che però, apriamo subito una parentesi e facciamo una considerazione importante: i soldati, se potevano, lo cercavano di sostituire con un berretto più comodo, il berretto da fatica, che poi vedremo anche in qualche immagine successiva. Adesso andiamo avanti. Ecco, è una guerra che, anche se è poco conosciuta e poco studiata, specialmente in Italia, è una guerra di dimensioni colossali, come ad esempio questa citazione dell'epoca del Beobachter ci fa capire, leggiamola insieme. La caratteristica di questa guerra in ogni aspetto è la sua scala colossale, una novità nella storia del mondo. Mai in alcun conflitto precedente, a parte forse milioni di uomini diserse, un numero maggiore di soldati furono presenti sul campo di battaglia, né furono combattute battaglie più grandi. Ora, io, sarà che faccio l'ingegnere e quindi mi piacciono i numeri, ho detto, ma andiamo a vedere se questa cosa è proprio vera, no? Per cui vediamo un po' questi numeri colossali di cui parlava la citazione di prima. Ecco, qui vedete come si può notare, numeri alla mano, che la guerra franco-prussiana di fatto rappresenta un punto di svolta nella storia militare europea per quanto riguarda la dimensione degli eserciti, e il tutto è reso possibile, possiamo dire senza tema di essere smentiti, dalla coscrizione universale che è stata fatta nei due paesi belligeranti, dai progressi industriali e anche dalla mobilitazione di massa. Di fatto è stata la guerra franco-prussiana è la guerra combattuta in Europa più grande tra le campagne di Napoleone e la prima guerra mondiale, con delle forze in campo che superano di gran lunga quelle dei conflitti
dei conflitti precedenti. Qui vedete qualche dato numerico. Io vi consiglio di tenere a mente il primo dato che c'è là in alto sulle forze mobilitate, cioè 3.500.000 uomini mobilitati contemporaneamente da entrambe le parti, quindi sommando insieme francesi e prussiani e loro alleati, no? Su quei 6 mesi e mezzo, 194 giorni, poi c'è un motivo per cui sono indicati anche i giorni, 194 giorni della guerra. La sola fase imperiale della guerra, anche qui che si sviluppa su 45 giorni, vede coinvolti un numero minore di uomini, e guardate anche le perdite complessive. Anche per quanto riguarda le perdite complessive vi invito a tenere a mente le perdite giornaliere, perché stiamo parlando di 1.700 uomini fuori combattimento, quindi morti e feriti e prigionieri per quanto riguarda la guerra nel suo complesso, e invece un totale di 3.700 uomini al giorno, prendendo in considerazione solo la fase iniziale, cioè la fase imperiale. E vediamoli un pochino, come dire, gli altri conflitti ottocenteschi con cui facciamo un raffronto. Ecco, tenete a mente i famosi 3.500.000 uomini mobilitati per la guerra franco-prussiana. Allora cosa si vede? Si vede che come forze complessive, come forze totali, soltanto la guerra civile americana si avvicina ai numeri della guerra franco-prussiana, con un complessivo di 3.100.000 uomini mobilitati, ma attenzione, nel caso della guerra franco-prussiana, su un periodo di guerra di 4 anni complessivamente. Se noi prendiamo ad esempio un conflitto breve come hai fatto un lapsus, 4 anni, volevi intendere la guerra di secessione, hai detto guerra franco-prussiana, attenzione. Scusa, non ti preoccupare. No. Volevo dire, cioè, queste forze totali, 3.500.000 uomini della guerra franco-prussiana, si avvicinano soltanto alla guerra civile americana, la quale però vede coinvolti 3.100.000 uomini, ma solo su 4 anni. Ecco, se noi prendiamo ad esempio la guerra, quella delle 7 settimane, quella che tutto il mondo chiama la guerra austro-prussiana e che per noi è la terza guerra di indipendenza, ecco, che è stata combattuta su 2 fronti, quindi il fronte del Lombardo-Veneto in Italia e il fronte boemo in Germania, solo lì i numeri sono confrontabili con la prima fase, cioè la fase imperiale della guerra franco-prussiana. E andiamo avanti perché qui vediamo invece il dato delle perdite giornaliere. Secondo me qui il paragone è davvero impressionante, perché il dato della guerra franco-prussiana si avvicina di più alle perdite della prima guerra mondiale che a quello delle altre guerre dell'Ottocento. Qui non l'ho scritto, sono andato a vedermelo solo oggi pomeriggio, perché ho detto voglio vedere se coincide di più con uno o con l'altro. Il fronte più sanguinoso della prima guerra mondiale è il fronte occidentale, cioè quello che va dal confine svizzero fino al Mare del Nord, e lì si stima che sui 4 anni di guerra le perdite complessive siano dell'ordine dei 6-7 mila uomini al giorno. Quindi la prima fase della guerra franco-prussiana come perdite è certamente più vicina alla prima guerra mondiale che non alle classiche guerre dell'Ottocento che siamo abituati a studiare sui manuali di scuola, come la guerra di Crimea, la seconda guerra di indipendenza, la guerra civile americana e l'altra guerra che è la guerra franco-prussiana. Ecco. Anche se, e questo è un limite della guerra franco-prussiana, non ci sono tante fotografie di caduti sui campi di battaglia come invece è tipico ad esempio della guerra civile americana. Di fatto la guerra franco-prussiana fu un bel dramma per i soldati che parteciparono. Qui vedete due citazioni, 2 resoconti di un francese e di un prussiano, di un tedesco. Quando penso di nuovo all'altissimo numero di morti e feriti, quando penso rabbrividendo alle pozze di sangue che dovevamo attraversare sul campo di battaglia, quando ricordo tutti i gemiti e i pianti, tutta la mia voglia di vivere svanisce e tutta la mia voglia di rimanere in questo orribile mondo sparisce. Oppure, tedesco, ad ogni passo si vedevano nuove miserie, ma in guerra e nel pericolo ci si indurisce.
sebbene si tenti di tutto per alleviare la situazione di un compagno sfortunato, tutta la miseria passa più velocemente che in altri tempi, e in tutto questo c'è un lato positivo, che alla fine, come dire, devi continuare a cercare di vivere, devi continuare a cercare di sopravvivere, e quindi bisogna tirare avanti. C'è anche una cosa curiosa, un'altra suggestione che mettiamo lì, se qualcuno volesse approfondire. Ecco, c'è Leonardo che scrive una cosa in chat che secondo me è molto vera, cioè scrive: non ci sono le foto, ma hanno costruito gli ossari terrificanti molto diversi rispetto ai nostri. Assolutamente d'accordo, Leonardo. Già è terrificante andare a vedere l'ossario a Custozza, posso immaginare cosa voglio dire vedere gli ossari di alcuni campi di battaglia della guerra franco-prussiana. Tu giustamente osservi l'ossario di Basel, di cui poi parleremo, e mi sembra un'osservazione molto opportuna. Ecco, stavo dicendo, tra le tante suggestioni che mi sono permesso di suggerire c'è anche questo. Addirittura la guerra è così traumatica per i francesi che in Francia c'è pure uno scioglilingua che la ricorda, che dice: Napoléon, Sedan, Sedan, Seda, Sedan. Adesso, al di là del mio pessimo francese, cosa vuol dire? Vuol dire Napoleone, perdendo Sedan, perdette i suoi denti. Questo un po' per dire, ecco, è così significativa la guerra che appunto è rimasta anche nella memoria di uno scioglilingua. Passiamo adesso dopo questa brevissima introduzione, spero che nessuno si stia annoiando. Io, come sai benissimo Luca, cerco di colorare il più possibile le slide, così, come dico di solito, la gente, invece che ascoltare il sottoscritto, guarda le immagini e magari si diverte di più, no? Slide come Playboy. Io ho imparato da te, Marco. Bravissimo, le slide sono come Playboy, perché io che sono boomer, tu non puoi sapere cos'era Playboy. Io che sono boomer invece ti assicuro che lo sapevo. E poi ehi Marco, sono uno storico, ricordalo. Giusto, è vero, scusa, perdono. Però per concludere, così, per chi ci ascolta, no? Alla fine Playboy prima si guardano le immagini, poi eventualmente uno legge gli articoli. Ecco, qui prima uno guarda le immagini e poi eventualmente ascolta chi parla. Un'altra suggestione che, come dire, mettiamo lì è quella delle cause della guerra franco-prussiana, e per introdurre le cause c'è questa frase di von Bismarck che io non mi permetto di leggere in tedesco, vi leggo la traduzione perché ho qui i miei pizzini, come dico di solito. Ero consapevole che avrebbe avuto luogo una guerra franco-tedesca prima che potesse nascere una Germania unita. È nelle memorie di von Bismarck e anche noi la riportiamo. Allora, quali sono le cause della guerra franco-prussiana? Cerchiamo di vedere come stavano messi i due attori della vicenda. Da un lato la Francia del secondo impero di Napoleone e dall'altro la Prussia. Partiamo con la Francia. Allora, in Francia, a capo della Francia c'era Luigi Napoleone Bonaparte, che era nipote di Napoleone I ed era stato eletto presidente della Seconda Repubblica francese nel 48. Okay? Poi, con un colpo di Stato abilmente architettato sempre dal suddetto, Napoleone scioglie l'Assemblea nazionale. Il colpo di Stato è del 51, Napoleone scioglie l'Assemblea nazionale e nel 52 si proclama imperatore con il nome di Napoleone III, con l'idea che c'era stato Napoleone I, in mezzo c'era l'Aiglon, l'aquilotto, che era morto anche giovane in cattività austriaca perché era stato cresciuto come un principe austriaco, e quindi lui era la terza generazione, per cui Napoleone III. E devo dire che tra l'altro, se posso dire, vai, mezzo francese, perché poi era in realtà belga da una parte dei genitori, quindi insomma un po', esatto, un po' mezzo sangue. Con tutto quello che comporta essere in parte belgi, perché sai cosa pensano i francesi dei belgi. Lo so bene.
Comunque, Napoleone comunque era salito, si era proclamato imperatore, era salito al potere anche oggettivamente con il consenso popolare, perché la tradizione napoleonica aveva una forte presa sulla Francia e sui francesi. Di fatto il 52 segna l'inizio del Secondo Impero, che è sostanzialmente un regime autoritario, anche se ha dei tratti particolari, no? È un governo basato sulla centralizzazione del potere, su un forte apparato burocratico, lì vedete un po' le caratteristiche che le ho messe, le ho indicate come elenco puntato. Il regime di Napoleone III ha comunque il sostegno di alcuni gruppi chiave della società francese, come ad esempio la Chiesa Cattolica, un'elite economica finanziaria, in parte la borghesia che era comunque attratta dalla promessa di Napoleone di riportare ordine e stabilità dopo il casino del 48. Ecco. Non c'era il suffragio universale il suffragio universale maschile, e le elezioni erano anche controllate, come la stampa che era censurata. Diciamo, non è che facesse cose molto diverse dal suo zio Napoleone I, no? Anche qui gli oppositori del regime, che erano in questo caso i repubblicani e i socialisti, erano repressi, erano anche esiliati. Ecco. Per cui, insomma, un impero con luce e ombre. Passiamo alla slide successiva, il pilastro della... Io volevo un attimo, scusami, vai, scusami. Se puoi tornare alla slide precedente, hai messo, ne parlavamo fuori live, hai messo in realtà un bellissimo, sì. Esatto, un bellissimo quadro, cioè del tentato assassinio da parte di Felice Orsini. Questo Felice Orsini, l'inventore della bomba Felice Orsini, o la bomba Orsini, è molto importante perché in qualche modo c'entra anche con il nostro risorgimento. Proprio questo attentato, in effetti, e anche questa tipologia di bomba, tra parentesi, successivamente verrà utilizzata per far saltare in aria una famosa caserma di Zuavi in quel di Roma, o meglio, dello Stato Pontificio dell'epoca in realtà di qualche anno dopo. E invece, per quanto riguarda il risorgimento italiano ancora più a fondo, proprio questo attentato sarà poi il grimardello che farà sì che Cavour potrà insomma fare i famosi accordi di Plombières, con Napoleone III. Quindi questa cosa ovviamente è molto interessante e mi fa piacere che tu abbia messo questa tipologia di quadro. Prego. L'altra cosa, visto che eravamo sulla slide prima, rimaniamo là. L'altra cosa che volevo far notare un po' a tutti è che di solito l'iconografia di Napoleone III lo fa vedere sempre in condizioni smaglianti, no? E ho cercato questa immagine che, secondo alcuni storici, rappresenta meglio lo stato d'animo di Napoleone verso la fine degli anni 60. Tra l'altro era un uomo sofferente, perché aveva dei problemi di calcoli alla cistifellea che poi lo porteranno alla morte pochi anni dopo il termine della guerra franco-prussiana, e secondo me questa immagine rappresenta bene probabilmente lo stato d'animo di quest'uomo che al momento di dichiarare guerra non è che fosse sicuramente il più favorevole a questo pronunciamento. Ma andiamo avanti. Stavamo dicendo che uno dei pilastri della politica estera francese erano le spedizioni militari, come dire, che erano fatte con lo scopo di emulare il suo zio, no? Quindi consolidare il prestigio dell'impero, espandere l'influenza, adesso si direbbe geopolitica, della Francia sull'Europa, ma anche sul mondo intero, no? Spesso erano anche spedizioni organizzate per motivi magari ideali e forse un po' discutibili. Qualcuno, ad esempio, ritiene che la spedizione che ha portato alla seconda guerra di indipendenza italiana, quindi la spedizione del 59,
sia stata discutibile per il secondo impero di Napoleone, ad esempio. Ecco. Lì vedete un po' di iniziative che Napoleone III porta avanti durante il suo regno, no? Per cui la conquista d'Algeria, che era già in corso, è stata intensificata, sono state portate a termine ad esempio delle campagne contro le ribellioni berbere, c'è l'occupazione di Saigon ad esempio in Indocina, c'è la seconda guerra dell'oppio, per cui i francesi intervengono anche insieme con gli inglesi che fanno la parte del leone nella seconda guerra dell'oppio, e attaccano Pechino ad esempio. Due parole sull'esercito francese, perché poi ci servirà per descrivere meglio questa forza che entrerà in guerra contro i prussiani, contro i tedeschi. L'esercito francese era di fatto un esercito professionale, era formato da circa 400.000, 450.000 uomini. Non è sempre facile trovare dei numeri precisi relativamente all'organizzazione e alla costituzione di un esercito nell'Ottocento, quindi indicativamente siamo sotto il 500.000 di uomini. In teoria la coscrizione era obbligatoria, ma di fatto, come succedeva già parecchi decenni prima, quando arrivava, anche durante Napoleone I era così, quando arrivava la lettera di arruolamento, in pratica chi era più abbiente poteva pagare per farsi sostituire. Questo di fatto cosa comportava? Comportava che si arruolavano i poveracci, quelli che non avevano delle condizioni per mantenersi, e quindi l'esercito diventava una valvola di sfogo. Il servizio nell'esercito durava 7 anni e poi in teoria si entrava nella riserva, che però era scarsamente addestrata e poco organizzata. Soltanto nel 1968 il ministro della guerra, che vedete lì, il maresciallo Nil, basandosi un po' sul modello prussiano, quello della nazione in armi, no? Aveva introdotto la cosiddetta Garde Mobile Nationale, cioè la Guardia Mobile Nazionale, che era in pratica una riserva formata da tutti i giovani che non erano stati chiamati in servizio attivo e che quindi avrebbero costituito, come dire, una milizia magari non ben addestrata, a disposizione e di rincalzo delle forze regolari. C'è da dire che comunque la Garde Mobile era anch'essa mal organizzata, perché mancava di addestramento e mancava di disciplina. Vediamo com'era la Francia industrialmente. Io posso un attimo interromperti, scusa un secondo, sì, perché devo fare, mi devo cospargere un attimo il capo di cenere, e ringrazio ovviamente la community, la community, perché, ma giustamente corretto, Napoleone III ha sì genitori francesi, però regnanti di fatto in Olanda, non in Belgio, quindi grazie. Siete una community fantastica, vi ringrazio per la correzione, quindi chiedo scusa effettivamente, però è bello anche questo, perché a volte insomma ci sono dei momenti in cui magari non ricordiamo qualcosa, oppure ce lo ricordiamo male, c'è sempre qualcuno che effettivamente ci tira un po' per la giacchetta e ci corregge in maniera educata. Quando tu intervieni io guardo la chat, per cui dico, ma che cosa, non so se si può dire, ma che cazzo stanno mettendo 3, 4, 5, poi capisco dopo, perché stanno cercando di identificare quali corpi comandavano i vari personaggi che cito io alla battaglia, se ho capito bene, di Solferino e San Martino, no? Per cui, vabbè, scusate, mi perdo anch'io, andiamo avanti, stavo dicendo, vediamo com'era la Francia. Sicuramente la Francia tra il 50 e il 70 vive un periodo di importanti e grandi trasformazioni, sia di natura economica che di natura industriale. È la città delle luci, no? È comunque un periodo di luci e ombre, di modernizzazione, ma anche di crescenti disuguaglianze di natura sociale. Le spese pubbliche sono importanti e sono assolutamente positive, perché ad esempio vengono costruite migliaia di chilometri di ferrovie. Di solito, e lo vedremo anche noi, si parla sempre in maniera estremamente positiva dello sviluppo delle ferrovie prussiane, prima prussiane e poi tedesche,
ma anche le ferrovie francesi, come vedete lì così da quella cartina geografica, si sviluppano moltissimo, favoriscono lo sviluppo ferroviario, favorisce sia il commercio interno che l'esportazione. Tenete conto che porti come Marsiglia, Le Havre vengono molto ampliati in questo periodo storico e Parigi diventa un po' il simbolo della modernità, i grandi viali parigini, i parchi, gli edifici pubblici, i teatri, i caffè, i grandi magazzini. Se c'è un momento storico in cui Parigi diventa l'emblema della modernità, di quella che è un po' la città da imitare, la città da emulare, è proprio la seconda metà dell'Ottocento. Cresce moltissimo anche il settore industriale, il settore tessile, il settore siderurgico, il settore minerario, che sono i primi settori che si sviluppano durante questa fase che gli storici hanno chiamato seconda rivoluzione industriale. Ecco. Addirittura nel 1860 Napoleone III sigla un trattato di libero scambio con la Gran Bretagna e questo, come dire, stimola ulteriormente l'economia, anche se da un certo punto di vista mette il mercato francese in concorrenza col mercato estero e quindi qualche malcontento tra gli artigiani e i piccoli imprenditori si sviluppa, ecco, nasce. Dicevamo appunto che il secondo impero comunque anche a livello sociale è un momento di contrasto, come sempre, come vedremo anche per la Prussia di Bismarck. La modernizzazione crea sia delle opportunità, ma amplia anche ovviamente delle diseguaglianze, perché se da un lato prosperano le città con la borghesia industriale, la borghesia finanziaria che si sviluppa, le campagne, questo divario tra città e campagne si sente moltissimo. Le campagne, dicevamo, rimangono arretrate e i contadini in Francia vivono spesso in condizioni di povertà. C'è anche il problema della classe operaia urbana che è soggetta a delle condizioni di lavoro molto dure, classe operaia che cresce numericamente in questo periodo e alimenta quei movimenti socialisti nascenti di operai che poi produrranno una serie di effetti sulle varie società. Per rispondere a tutte queste critiche, Napoleone III negli anni 60 dell'Ottocento cerca di introdurre una serie di riforme liberali, vedete lì ho cercato di rappresentarle e di indicarle, e infatti si parla in questo periodo di impero liberale. Queste riforme nascono dalla necessità di cercare di calmare l'opposizione politica dei repubblicani, dei monarchici orleanisti che non erano d'accordo con i bonapartisti e anche del nascente movimento operaio socialista. Ecco. Queste aperture ovviamente non risolvono i problemi di fondo del regime, perché la società rimane polarizzata e anche se il regime di Napoleone è comunque popolare tra i contadini, tra la piccola borghesia, c'è una certa fatica nel conquistare la politica di Napoleone, nel conquistare le elite urbane e gli intellettuali che lo vedono come un despota autoritario e una persona priva di legittimità. Guardate lì come lo appellava Victor Hugo, no? Napoleone il Piccolo, l'ultimo degli uomini, ladro, criminale, imbroglione, uno dei principali oppositori di Napoleone III è proprio Victor Hugo e anche questa cosa che noi vediamo, che noi leggiamo, è anche comunque una rappresentazione di qual era la libertà di parola e la libertà di stampa che c'era indubbiamente nel secondo impero francese. Qui poi c'è una cosa che mi fa piacere cercare di far passare a chi ci sta ascoltando e ho voluto riportare qui un qualche cosa che
rappresentasse la mentalità francese del periodo, no? E qui vedete due citazioni, le prime sono di Thiers, che è un storico ma soprattutto un politico di spicco che è stato della Terza Repubblica, aveva in mano la Terza Repubblica, era primo ministro della Terza Repubblica francese durante la repressione, se non ricordo male, durante la repressione della Comune di Parigi, e manifesta in maniera evidente quello che è il suo nazionalismo, che era tipico dei francesi, con gli occhi di una persona del XXI secolo come siamo noi. Sembra addirittura assurdo, quando leggete certe cose c'è da mettersi le mani nei capelli, no? E la diffidenza che avevano nei confronti della Prussia. Guardate addirittura nel 1840, ancora nel 1840 cosa scrive? La Prussia, con le sue ambizioni, cerca di unire i popoli tedeschi sotto il suo dominio. Questo non deve accadere, poiché un tale blocco di potere al confine orientale della Francia sarebbe un pericolo per la nostra sicurezza. E poi nel 66, lasciare che la Prussia unisca la Germania significa creare un colosso che domani ci schiaccerà. È interessante questa retorica che aveva questo politico, questo storico francese, che rifletteva un po' la convinzione che una Germania frammentata, come dire, fosse fondamentale, fosse essenziale per proteggere gli interessi francesi, perché una Germania unita poteva superare sia militarmente che economicamente la Francia. L'altro è Guizot. Guizot è uno storico, è stato primo ministro durante la monarchia di luglio del 40-48, e anche lui vedeva nella frammentazione della Germania un elemento di stabilità. L'equilibrio dell'Europa è la nostra sicurezza. Una potenza troppo grande al di là del Reno sarebbe una minaccia costante per la Francia. Quindi, come dire, ci sono delle belle idee nazionaliste che questa gente aveva, per cui vedeva quello che gli stava fuori dall'uscio di casa come il suo potenziale nemico. Ma dall'altra parte non è certamente che fossero in una condizione diversa, perché anche sull'altra sponda del Reno la posizione ideologica non era così diversa. Questo che vedete qui così, che ho riportato, è uno dei tanti versi di una canzone, che è una canzone patriottica tedesca, di questo tizio che spero di pronunciare correttamente, Schneckenburger, il quale durante la cosiddetta crisi del Reno scrive la Guardia sul Reno, Die Wacht am Rhein, la Guardia sul Reno, e noi leggiamo, vedete, risuona un grido come un tuono, come clangore di spade e fragore d'onde, al Reno tedesco. Chi vorrà essere il custode del fiume? Ecco, questa canzone, vale la pena di dire due cose prima di andare avanti, rappresenta un po' quello che è l'orgoglio, il nazionalismo tedesco, che non era da meno del nazionalismo francese, e fu una canzone, è stata una canzone molto popolare sia durante la guerra franco-prussiana che durante la prima guerra mondiale. Anche qui aggiungiamo una curiosità, tanto per capire, come dire, cosa c'era nel DNA dei tedeschi. Non so se dire cosa c'è nel DNA dei tedeschi o se è meglio dire cosa c'era nel DNA dei tedeschi, perché l'operazione, non so quanti di voi probabilmente lo sanno, l'operazione delle Ardenne del 44, la controffensiva, l'offensiva delle Ardenne della seconda guerra mondiale, aveva come nome in codice Wacht am Rhein, quindi la guardia al Reno, no? Perché facciamo questi ragionamenti? Perché questi ragionamenti, come dire, ci servono per passare a prendere in esame il secondo attore di questa vicenda, che è la Prussia. Anche la Prussia tra il 1850 e il 1870 si trasforma in una potenza moderna, e anche lei, per effetto di questa trasformazione, va incontro a dei mutamenti politici, economici, sociali, che sicuramente le consentono di consolidare un ruolo di prestigio nell'Europa della metà dell'Ottocento. Cos'era la Prussia? La Prussia negli anni 50 era una monarchia costituzionale che faceva parte della Confederazione Germanica,
che era quella strana cosa creata con il congresso di Vienna e che qui vedete all'interno di quel, di quel confine fatto con la riga rossa, no? Per cui vedete che dentro la Confederazione Germanica ci stavano tutti gli staterelli tedeschi, ci stava un pezzo della Prussia, perché ovviamente gli slavi, diciamo le regioni prussiane, quelle che stavano spostate verso il confine orientale, quindi verso quella che oggi sarebbe la Polonia, ma guardate anche l'impero austriaco, ovviamente non era Confederazione Germanica, l'Ungheria, tutti i popoli slavi, il lombardo-veneto, per cui la Confederazione Germanica era quella cosa lì particolare. E che caratteristiche aveva la Confederazione Germanica che era venuta fuori dal congresso di Vienna? La Prussia stava in una posizione subordinata rispetto all'Austria, che era un po' il deus ex machina della Confederazione Germanica stessa. La Prussia era, abbiamo detto, una monarchia costituzionale e anche qui ci sarebbe qualcosa da dire, perché a dire la verità il potere era saldamente in mano agli Junker prussiani, che erano gli aristocratici e proprietari terrieri, e però un po' in tutta la Prussia, diciamo, la borghesia, i ceti popolari chiedevano più democrazie e più era la versione di Wish del esatto. Allora, guarda, prendo quello che ha detto Francesco, perché per quanto la battuta in realtà sia veramente calzante, il punto è che si cercò effettivamente durante il congresso di Vienna di trovare una sistemazione forse un pochino più logica da un certo punto di vista, la miriade di città libere, staterelli, ducati, marchesati, eccetera, che componevano appunto il Sacro Romano Impero, che sotto Napoleone, insomma, infatti, ha praticamente tirato infatti le io cuoia. non li ho citati, ma se uno vuole, dentro quel riquadro rosso, io ho indicato tutto quello che faceva parte della Confederazione Germanica. Vedete che ci sono ducati, granducati, regni, principati, città libere, e poi ci sono dei pezzi dell'impero austriaco, mica tutti. No, infatti, infatti è per questo, perché erano anche prima del congresso di Vienna una cosa come forse 150-160 staterelli che componevano il Sacro Romano Impero, e qui si arriva praticamente a inglobarli in una trentina come confederazione. Quindi ecco, si cercava una logica da questo punto di vista di organizzazione. Basta, mi taccio, prego Marco. No, ma ci mancherebbe, anzi, battuta per battuta ti dico una cosa, perché quando preparavo questa cosa qui ho detto sì, però l'impero di Napoleone va bene tutto, però comunque era un impero liberale, diciamo più simile a quello che consideriamo noi una società liberale. Dire che la monarchia prussiana fosse una monarchia costituzionale a me ha fatto venire in mente, penso che chi ci ascolta riconoscerà il personaggio. Mi ha fatto venire in mente Alberto Bigiogero, non so se sei presente, no? Alberto Bigiogero, quello che va in tribunale e gli chiede, a un certo punto l'avvocato gli chiede: ma lei è libero professionista? E lui dice sì, ma a me risulta che non lavora. E lui gli dice certo, sono molto più libero che professionista. Molto libero e poco professionista. Quindi a me è venuta in mente questa cosa: la Prussia era una monarchia costituzionale, certo, molto monarchia e poco costituzionale. Comunque, vabbè. Vabbè, anche i meme Bognardi, insomma, iscrivetevi, Cristo. Non ho capito. Scusa. No, che pure i memi metti qui dentro, i memini anche ormai storici, e quindi insomma iscrivetevi. Vabbè, comunque, andiamo avanti con la Prussia di Bismarck. Bismarck arriva dopo, perché Bismarck arriva nel 1862 diventa cancelliere, di fatto è il primo ministro e il presidente, cioè l'uomo che vuole, può e comanda in Prussia. Bismarck, chi è? Bismarck è un conservatore che, come penso tutti quelli che ci ascoltano sanno, non governa il paese come basandosi su ideali
non so, penso alla Francia di Napoleone III, gli ideali bonapartisti, non si basa tanto su degli ideali, ma governa il paese secondo dei criteri di realismo politico, quella che viene chiamata dagli storici la Realpolitik. Bismarck, lo scopo di Bismarck è quello di rafforzare la Prussia all'interno degli stati tedeschi attraverso la sua modernizzazione. Come parte la modernizzazione della Prussia? Parte sfruttando l'unione doganale che già esisteva, perché esisteva prima di Bismarck, degli stati doganali, cioè lo Zollverein, da cui l'Austria era stata opportunamente estromessa, no? Per cui c'erano questi 22 stati tedeschi, c'era un solo mercato, nessuna dogana. Quando scrivevo queste cose ho detto mi viene tanto in mente la comunità europea, l'Europa, e poi chissà se prima o poi ci sarà una Prussia che mette tutti d'accordo facendo una guerra. Però questa è una mia considerazione così che mi è balenata nella testa e speriamo che non sia vero. Qual era già riprovato un imbianchino austriaco con i baffetti strani, io non riprenderei l'esperienza. Però tra l'altro posso aggiungere, dato che tu hai giustamente detto che Bismarck insomma era tarato più su una Realpolitik, e anche secondo me è importante anche considerare che proprio per la Realpolitik, diciamo, a Bismarck non stava molto simpatico quello che viene chiamato il Zentrum, cioè di fatto tutto ciò che, diciamo, la frangia politica più legata effettivamente al cristianesimo, forse, ecco, alla Chiesa, certo, alla religione, per non parlare del fatto che ovviamente la Prussia era uno stato che bene o male è sempre stato comunque protestante, quindi a maggior ragione insomma non era così tanto simpatico. Sì, la Prussia è uno stato autoritario fondamentalmente. Adesso cioè, poi gli storici richiamano l'aspetto della monarchia costituzionale, ma secondo me così. Io che non sono storico mi permetto di dire che faccio fatica un po' a crederci, anche considerando la mentalità tedesca, però va bene così. Lo scopo che aveva Bismarck era quella di far diventare la Prussia il riferimento di tutti gli stati di lingua tedesca, indipendentemente anche dalla religione, no? Per cui, ad esempio, in politica interna Bismarck cerca, per quanto possibile, delle soluzioni di equilibrio, di compromesso, cercando da un lato di mantenere gli interessi, lui parteggiava per quelli, gli interessi della monarchia guglielmina e degli Junker. Lui sostanzialmente proveniva da quell'ambito sociale, in opposizione a quelle che erano un po' i liberali, le classi popolari, le quali chiedevano in Prussia, ma in tutti i paesi europei, in tutte le nazioni europee, chiedevano un maggiore controllo sulle decisioni politiche. Ecco. È vero che Bismarck ha introdotto varie riforme per cercare di migliorare l'efficienza dello Stato in termini burocratici, amministrativi, industriali, militari. Come dire, se uno dovesse definire quelle che sono le tre cifre del sistema bismarckiano, io direi autoritarismo, riforme, efficientismo, no? Che sono un po' le tre cifre della Germania che guida la comunità europea, no? Autoritarismo, riforme, efficientismo. Per portare avanti le sue politiche, comunque Bismarck fa molto leva anche sul nazionalismo tedesco, che diventa anche spesso un elemento per riuscire ad aggregare gruppi sociali che altrimenti avrebbero avuto delle spinte centrifughe. Quindi qual è l'idea? L'idea è quella di creare uno Stato nazionale di lingua e cultura tedesca sotto l'egida della Prussia. Guardate quello che diceva Bismarck, lì l'ho scritto in tedesco, in italiano è: non con discorsi e maggioranze si risolvono le grandi questioni del nostro tempo, ma con il ferro e con il sangue. Quindi l'unità tedesca noi la dobbiamo fare con il ferro e con il sangue. Vediamo qualcosa relativamente all'evoluzione economica e industriale della Prussia. La Prussia di Guglielmo I, che abbiamo già citato prima, era re di Prussia e poi diventerà imperatore tedesco. Anche la Prussia vive in questo periodo
una rapida modernizzazione, forse più veloce di quella della Francia, e diventa una delle economie più dinamiche dell'Europa. Il bacino della Ruhr era diventato l'acciaieria del continente. Tra l'altro lo sviluppo della siderurgia è proprio di questo periodo. Io che di mestiere mi occupo di metallurgia, e per 10 anni ho anche insegnato siderurgia sempre al Politecnico di Milano, all'università, alla sede nostra che abbiamo a Lecco. La siderurgia nasce in questi anni, negli anni che vanno dal 60 all'80 dell'Ottocento. Tenete conto che nel 1869 soltanto la Krupp, nota per l'acciaio, nota per i cannoni, produceva più acciaio di tutta la Francia messa insieme. Anche le ferrovie si espandono, come vedete nella rappresentazione geografica, si espandono molto rapidamente, collegando tra loro le città e permettendo un notevole commercio sia a livello interno che a livello internazionale. Tenete conto che nel 1870 la Prussia aveva una rete ferroviaria di 18.000 chilometri. Faccio un salto, scusami Marco, avanti nel tempo. Questo spiega anche perché alla fine poi della prima guerra mondiale Clemenceau provò a prendersi proprio quella parte di impero tedesco, perché era il cuore d'acciaio dello Stato. Fortunatamente, diciamo, inglesi e americani dissero meglio di no, però ci aveva tentato. Prego Marco. Come dire, questa crescita economica da chi è sostenuta? È sostenuta dalle classi imprenditoriali prussiane, che sono banchieri, che sono industriali, commercianti, una classe, come dire, economica, una classe sociale che è affiancata dall'elite tradizionale degli Junker, che non mollavano il potere. Come anche abbiamo già visto in Francia, anche in Prussia questa industrializzazione galoppante crea anche degli squilibri sociali. La classe operaia, come in Francia, anche in Prussia, cresce rapidamente, le condizioni di lavoro sono molto dure, i salari anche qui sono bassi, le giornate lavorative sono lunghe, anche qui nascono primi movimenti operai che chiedono, giustamente io ritengo, migliori condizioni di lavoro e propongono delle idee che sono socialiste. Anche nelle campagne ci sono dei problemi, i contadini, c'è sempre l'antagonismo città-campagna quando c'è questo forte sviluppo industriale, i contadini faticano a competere con l'agricoltura moderna e molti migrano verso le città, favorendo l'urbanizzazione che è tipica di questa fase della seconda rivoluzione industriale. Ecco, nonostante tutte queste tensioni, il sentimento nazionale tedesco, come dicevamo prima, abilmente sfruttato da Bismarck, consente di mantenere la stabilità del paese. E veniamo a questi due personaggi e veniamo al 1870, perché alla fine la Prussia che si affaccia alla guerra franco-prussiana, la Prussia del 1870, non era più il regno degli aristocratici, degli Junker, anzi era un po' c'era la nuova borghesia, il ceto medio, che volevano l'unità degli stati tedeschi e sentivano questo spirito nazionale. Era anche utilitaristico questo approccio, perché avrebbe consentito di aumentare ulteriormente e di sviluppare sempre di più quello che era il mercato economico. Cosa fa Bismarck? Bismarck mira a unire la Germania sotto la guida prussiana, escludendo l'Austria. Per fare questo Bismarck ha a disposizione quello che queste due persone, questi due uomini avevano fatto negli anni 50 dell'Ottocento. Uno è von Roon, che è il ministro della guerra, che aveva riformato e riorganizzato l'esercito prussiano e aveva introdotto la leva obbligatoria, per cui gli uomini tutti indistintamente, non c'era la possibilità, e questo è molto tedesco, è molto prussiano, non c'era la possibilità di pagare per svicolare dal servizio militare, tutti gli uomini erano in servizio per 3 anni,
poi passavano nella riserva per altri 4 anni e quindi finivano nella Landwehr, nella milizia. Okay? Per cui questo consentiva di avere, come viene chiamata da molti storici, una nazione in armi. L'altro uomo di riferimento era von Moltke. Von Moltke, che per 30 anni è stato il comandante in capo dell'esercito prussiano, aveva di fatto organizzato quello che noi adesso definiamo uno moderno Stato Maggiore, quindi un organismo complesso che avrebbe dato una mano al comandante in capo per fare una pianificazione strategica, quindi non soltanto un supporto pratico al comandante in capo, proprio un supporto a 360 gradi. Ecco, lo strumento bellico preparato da questi due personaggi, l'esercito e la capacità di mobilitarlo e di utilizzarlo al meglio contro la Francia, è un po' il cardine di quelle che sono le vittorie prussiane. Citiamo subito, per evitare di ingenerare in qualcuno che ci ascolta e dice ma come la guerra del 66, citiamo subito la guerra del 66, la per noi terza guerra d'indipendenza, con cui la Prussia bismarcchiana mette all'angolo l'Austria, no? E a valle della guerra del 66, la guerra delle 7 settimane, viene creata la Confederazione degli Stati tedeschi del Nord, con un Parlamento eletto e con il potere saldamente in mano alla Prussia. Cosa rimaneva fuori? Rimanevano fuori praticamente i cosiddetti Stati tedeschi del Sud, che erano chiamati così perché si trovavano a sud del fiume Meno. Lì vedete quella linea azzurrina che ho contornato attorno a quegli stati, che sono la Baviera, il Württemberg, il Baden e l'Assia, quel contorno azzurro, che erano degli stati che erano un po' oscillanti tra da un lato la Francia, da un altro lato l'Austria, perché avevano paura del predominio prussiano. Qui il caso emblematico, secondo me, è quello della Baviera. La Baviera era ed è ancora cattolica, e che era lo stato più rilevante, più importante della Confederazione degli Stati tedeschi del Sud, e oggettivamente la Baviera vedeva con timore quello che era il predominio della Prussia, che, come hai osservato precedentemente, era invece un paese protestante. Come sempre c'è nelle vicende legate a eventi bellici, ci sono delle origini, delle cause, ma poi c'è sempre un'occasione per cui si sviluppa un evento bellico. Ecco, qui come riporta Bismarck nei suoi pensieri e ricordi, ho redatto il dispaccio di Ems in modo che una volta pubblicato agisse sui francesi come una bandiera rossa su un toro. E vediamo un po' questa storia del famoso dispaccio di Ems, da dove deriva. Allora, la questione dell'occasione della guerra deriva dalla successione al trono di Spagna. Cos'era successo? Nel 68 in Spagna c'era stata una mezza rivoluzione, un'agitazione rivoluzionaria che aveva detronizzato il sovrano spagnolo, che era Isabella II, la quale era andata in esilio. Questa rivoluzione, se a qualcuno interessa, la trovate descritta dagli storici come la gloriosa o la settembrina. Era di fatto una rivoluzione borghese, liberale, come molte rivoluzioni, una rivoluzione repubblicana che era a un certo punto appoggiata anche dai monarchici. So che sembra una contraddizione in termini, ma i monarchici del paese non è che vedessero di buon occhio questa Isabella II che era stata detronizzata. Comunque, al di là di queste considerazioni, nel 69 viene promulgata una nuova Costituzione in Spagna e si cerca un reggente, perché alla fine le corti, che era il Parlamento spagnolo, erano abbastanza contrarie alla Repubblica. Gli spagnoli vanno in giro per l'Europa e cercano vari candidati. Tra i vari candidati, a un certo punto la scelta cade su questo principe Leopoldo, che curiosamente faceva parte di un ramo cattolico degli Hohenzollern, perché gli Hohenzollern non erano solo protestanti. È interessante, questa cosa è bellissima, perché bisogna andare a braccetto con tutti. Comunque, vabbè, del ramo cattolico degli Hohenzollern,
che addirittura era sposato con l'infanta di Portogallo, che era Antonia di Braganza, e quindi poteva fare al caso loro, no? Cosa succede? Il 1° luglio la candidatura, vedete qui la sequenza degli eventi, la candidatura di Leopoldo diventa pubblica, c'è un'indignazione, una protesta francese, perché ovviamente provate a immaginare la Francia in mezzo e c'erano 2 sovrani di stirpe tedesca, di lingua tedesca, di nazionalismo tedesco, uno che sta da una parte e uno che sta dall'altra, e quindi la sindrome dell'accerchiamento ce l'hanno tutti, no? C'è un'indignazione, c'è protesta nei confronti di Berlino. Guglielmo I comunque autorizza Leopoldo ad accettare il trono di Spagna, e il 12 di luglio, a seguito della reazione francese, perché insomma è diventata minacciosa la reazione francese, Guglielmo I fa marcia indietro e fa delle pressioni per far sì che Leopoldo ritiri la candidatura, ok? E a questo punto arriva la giornata cruciale. La giornata cruciale è il 13 di luglio. Che cosa succede il 13 di luglio? Alla mattina l'ambasciatore francese, che era Benedetti, o Benedetti come probabilmente lo chiamavano loro, incontra Guglielmo I a Ems, che era una città termale in cui il re di Prussia si trovava, e Benedetti cosa fa? Chiede delle garanzie permanentemente contro future candidature di Hohenzoller al trono di Spagna. Nel pomeriggio il re di Prussia rifiuta di dargli delle garanzie formali, ma lo fa in modo cortese. Probabilmente gli ha detto: senti, io non posso ufficialmente dire che anche nel prossimo futuro noi non saremo interessati a questa possibilità, ci mancherebbe, perdo io di dignità come re di Prussia. Quindi lui rifiuta, ma lo fa in modo cortese. Che cosa succede? L'assistente del re di Prussia invia un telegramma in cui racconta a Bismarck un po' tutta la vicenda, e il buon Bismarck che cosa fa? Fa la genialata. La sera a Berlino modifica il dispaccio di Ems per farlo sembrare un affronto diplomatico. Io mi sono andato a leggere il dispaccio originale che ha mandato l'assistente del re di Prussia a Bismarck, e Bismarck che cosa ha fatto? Non ha modificato delle parole, non ha fatto altro che tagliare dei pezzi, per cui le parole che vedete sono esattamente le parole del dispaccio originario, solo che ci sono dei pezzi eliminati, e io ritengo la parte incriminata è l'ultima, dove dice: Sua Maestà il Re ha rifiutato di ricevere ancora l'ambasciatore francese e ha fatto dire per mezzo del suo aiutante che non aveva nulla da comunicare all'ambasciatore, che secondo me nella lingua della diplomazia ottocentesca voleva dire vai a fare in culo, perché io ritengo, da non storico mi permetto di dire questa cosa, questo è il dispaccio. Se uno lo legge con la mentalità, la psicologia moderna, dice boh, secondo me non c'è dentro niente di così strano, no? E invece i francesi l'hanno considerato un affronto personale. Vedo che ci sono collegati tanti amici che conosco, visto a un certo punto anche Mirko, no? L'hai notato? Sì, ho notato. Va bene, andiamo avanti. Quindi questo per quanto riguarda l'occasione per cui si va alla guerra. C'era una domanda che ti volevano fare, un po' lunghetta, però te la pongo qui. Dice: nel contesto della guerra austro-prussiana del 66, della terza guerra di indipendenza italiana, come mai Bismarck impose condizioni di resa all'Austria che le impedirono di capitalizzare sulle sue vittorie militari contro l'Italia, quindi di fatto regalandoci il Veneto solo per onorare l'alleanza con l'Italia, o c'è dell'altro? Perché, dice, se ricordo bene, gli austriaci dopo Sadowa provarono a trattare una pace separata con Bismarck, il quale la negò fermamente. Allora, io cerco di interpretare perché non mi è chiarissima la domanda, cioè non ho capito che cosa mi sta chiedendo di preciso. Allora, sicuramente la Prussia aveva tutto l'interesse a distaccare un'armata importante, un corpo importante austriaco sul fronte italiano, perché anche se la guerra del 66 è finita come è finita, quindi in tempi molto brevi,
prima che entrassero in guerra, i prussiani non erano così sicuri che avrebbero vinto in breve tempo contro gli austriaci, e quindi avevano tutto l'interesse di avere, come dire, l'Italia che si era appena formata dalla loro parte. Io ritengo che poi avessero rispettato come dire, l'accordo che avevano preso con gli italiani, i quali ovviamente volevano di più, perché non si sarebbero accontentati del Veneto, e dall'altra parte io sarei cauto sul dire che l'Austria non è stata trattata bene, perché comunque la Prussia bismarchiana non voleva neanche che l'Austria subisse uno smacco così importante e così evidente. Molto di più è quello che è successo e che vedremo che succede con la Francia. Cioè, alla fine gli austriaci erano anche loro di lingua tedesca, e quindi era meglio che se li tenessero buoni e che arrivassero che a seguito della guerra l'Austria avesse una posizione subordinata alla Prussia senza essere umiliata. Non so se sono riuscito a spiegare il pensiero che ho in testa. Che dici? No, direi di sì. Più che altro è che poi dopo si arriva, diciamo, a una pace almeno 11 anni prima, meglio, un'alleanza difensiva 11 anni, scusate, dopo, cioè con la triplice alleanza, e quindi nel 1882. Quindi ecco, da questo punto di vista, diciamo, alla fine si sono messi d'accordo successivamente, coinvolgendo poi lo stesso Regno d'Italia. Prego. Piccola parentesi, non si può fare la figura che noi abbiamo fatto a Custozza e a Lissa, chiusa parentesi, combattendo in entrambi i casi, impegnando il nemico in entrambi i casi in forte superiorità numerica, ma lasciamo perdere. Allora, vediamo come si arriva alla guerra, qual è la corsa verso la guerra. Bismarck modifica il dispaccio e lo pubblica sulla stampa il 14 di luglio. La Francia ovviamente interpreta il tutto come un'umiliazione. A Parigi, che erano teste calde a Parigi, non ti vedo tra i bannati, Marco. Sì, ma vedo un po'. Vabbè, ma è una cosa che riguarda il canale di Milk, non ti preoccupare, va avanti. Ok. A Parigi la gente scende in piazza gridando a Berlino, come farà nel 14 diciamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, e il capo del governo era Émile Ollivier, decide per l'entrata in guerra. Da punto di vista di Napoleone, lui in quel momento era anche politicamente debole, fisicamente non stava bene, non avrebbe voluto entrare in guerra. D'altra parte il governo e l'imperatrice Eugenia spingevano entrambi per una guerra preventiva contro la Prussia, per riaffermare in qualche modo il prestigio francese, che era stato offuscato anche per effetto di quello che era successo nella guerra del 66, perché una delle paure che aveva la Prussia è che la Francia di Napoleone III avrebbe potuto entrare a fianco dell'Austria durante la guerra del 66, cosa che invece non fece. Anche qui sarebbe da approfondire il motivo, ma fermiamoci qui, se no non finiamo più. Quindi la Francia sostanzialmente entra in guerra per riaffermare il proprio prestigio. Inizia la mobilitazione il 16 di luglio, e in quel momento la Francia comunque contava anche sull'appoggio dell'Austria e dell'Italia. L'Austria non interviene perché è ancora umiliata, come dire, dalla sconfitta di Sadova contro i prussiani, Königgrätz per tutti i paesi di lingua tedesca, noi la chiamiamo Sadova, e l'Italia voleva qualcosa d'altro, quindi non aveva convenienza a entrare in guerra a fianco della Francia. La Prussia, al contrario, invece aveva già ottenuto un appoggio formale dagli stati tedeschi del sud, quindi dalla Baviera e dagli altri stati del sud, e quindi era già pronta. I prussiani mobilitano il giorno successivo,
Mentre la mobilitazione francese è stata caotica perché i depositi militari erano mal organizzati, i soldati sono stati richiamati senza istruzioni chiare di dove dovessero presentarsi, le ferrovie francesi non erano gestite in modo particolarmente efficiente, non c'era coordinamento tra i comandi militari, non c'erano dei piani strategici chiari, il tutto era abbastanza confuso. La Prussia invece ha sfruttato in maniera magistrale un piano che di fatto aveva già predisposto da tempo, e infatti in breve tempo 380.000 soldati furono portati in pochi giorni al confine con la Francia, perché lo Stato Maggiore di von Moltke aveva pianificato un po' tutto nei minimi dettagli, i depositi erano ben organizzati, c'erano delle catene di comando chiare e c'era anche un esercito che operava sotto una strategia unificata con delle idee operative importanti. E vediamo la guerra, perché la gente dirà ma che palle, è 1 ora e un quarto che parla, non siamo ancora arrivati alla guerra. Parliamo della guerra, quindi... Allora Marco, scusami, Dimmi. è la terza parolaccia che spari. Speriamo non mi demonetizzino, sappi questo. Ah, scusa. No, figurati, vai pure. Scusa per la piccola censura. No, hai fatto bene. La guerra che purtroppo non restaura diritti ma ridefinisce solo poteri, è la guerra franco-prussiana, è un classico esempio di questo. Qui vedete quello che è l'assetto delle forze prussiane o tedesche. Allora, facciamo anche qui facciamo un inciso, una breve parentesi. La guerra, io preferisco chiamarla guerra franco-prussiana, perché chi comanda la baracca erano da una parte i francesi, dall'altra i prussiani. Poi però molti storici chiamano questa guerra franco-tedesca. Non è sbagliato, ci mancherebbe, perché dalla parte tedesca, noi possiamo chiamarla così perché erano presenti, oltre ai prussiani, tanti altri stati tedeschi, per esempio la Baviera, la Sassonia, la Westfalia, l'Assia e così via, oltre alla Prussia e a tanti altri stati. Ok? Come sono organizzati i prussiani? I prussiani sono organizzati in 3 armate. Lì vedete anche i comandanti, la prima al comando di von Steinmetz, la seconda al comando del principe Federico Carlo di Prussia e la terza al comando di Federico III di Prussia, che è l'erede al trono di Prussia. Il re di Prussia e poi imperatore è Guglielmo I, questo è il figlio che diventerà imperatore soltanto per un anno nel 1888, quando il padre morirà, lui rimane in carica meno di un anno. La direzione è in mano a von Moltke. Le 2 armate più importanti numericamente sono ovviamente, come vedete, la seconda e la terza armata, che hanno lo scopo, vedete lì le frecce che ho messo, no? Hanno lo scopo di insinuarsi tra le forze francesi schierate in Alsazia. Vedete, le 2 regioni sono l'Alsazia e la Lorena, grosso modo sono messe come sto cercando di indicare con le mani, l'Alsazia e la Lorena, quindi devono insinuarsi, diciamo, tra le forze francesi in Alsazia e sviluppare una manovra aggirante, mentre la prima armata fa perno a questa manovra per bloccare le forze francesi sul confine e sconfiggerle. Qui invece nella slide successiva vedete le forze francesi, anche qui vedete le forze francesi, vedete i comandanti. Le forze francesi sono divise in grosso modo 2 armate e una riserva, c'è l'ala sinistra comandata da Bazaine e l'ala destra comandata dal maresciallo MacMahon. In riserva c'è la Guardia Imperiale, che è già organizzata in prossimità della linea delle frontiere, e c'è poi un'armata in formazione nella zona di Chalon. Il tutto è sotto il comando del maresciallo Canrobert, e l'idea strategica francese qual è? L'idea
si fa un po' fatica a capire qual è l'idea strategica francese, comunque l'idea è attaccare al centro le forze prussiane con l'intento di separare in due quelle che è da un lato la Prussia e l'esercito della Confederazione degli Stati Tedeschi del Nord e dall'altro lato gli eserciti degli Stati Tedeschi del Sud, quindi con la Baviera in testa e gli altri alleati. Qui vediamo, qui adesso vi faccio vedere in sequenza come si sviluppa la prima fase della guerra, quindi la cosiddetta fase imperiale, no? Qui vedete in 3 slide ci sono le frecce grigio chiare che rappresentano il movimento delle truppe prussiane, le frecce rosse il movimento che è in arretramento delle forze francesi, perché a parte un paio di scontri, in quasi tutti gli scontri di questa prima fase e anche poi purtroppo della seconda fase, le forze francesi risultano soccombenti. Questa è l'evoluzione del fronte dall'1 al 9 di agosto. Qui vedete l'evoluzione del fronte dal 10 al 19 di agosto. Vedete, i francesi hanno perso gli scontri di frontiera, sono tornati indietro, hanno perso gli scontri di frontiera. Di fatto si sono separati in 2 grossi tronconi. Quello che sta a nord confluisce verso Metz e quello che sta a sud si ritira lungo la linea Strasburgo-Nancy per poi andare a ricongiungersi con le forze in formazione che sono attorno a Chalon. Questo dall'1 al 9 di agosto, questa è la fase dal 10 al 19 di agosto. Giovanni Cerino, il grandissimo, abbiamo online anche il grandissimo. Ciao Giovanni, un salutone a te. Questa è la fase dal 10 al 19 di agosto e qui vedete la situazione attorno a Metz, perché una quota parte importante dell'ala sinistra francese praticamente viene imbottigliata a Metz, Metz che poi subirà un assedio prolungato e, se non ricordo male, si arrenderà soltanto il 27 ottobre del 1870, e questa invece è l'ultima fase della guerra. Vedete le piazzaforti della linea di frontiera tutte sotto assedio e le forze francesi che si ritirano su Sedan, che sta là in alto dove punta più o meno la freccia rossa, con le forze prussiane che la circondano, e a Sedan appunto avviene la resa dell'altra quota parte dell'esercito francese insieme con Napoleone. Adesso cerchiamo di entrare nel merito dei singoli scontri. Qui li ho rappresentati con i numeri. Quelle mappe che vi ho fatto vedere prima e la stessa mappa che vedete qui le ho trovate, e secondo me è fatto molto bene, da Wikipedia in tedesco. Mi rendo conto del limite della lingua. Wikipedia in tedesco sulla guerra franco-prussiana. Le mappe sono molto interessanti. Vediamo come va la guerra. Il 2 agosto ci fu la prima vera e propria azione militare, che fu da parte francese, perché è una ricognizione armata del secondo corpo francese verso la cittadina tedesca di Saarbrücken, ed è la prima unica vittoria francese di questa fase della guerra. A cambiare poi l'andamento della guerra sono state le 3 successive battaglie che vedete lì indicate, che avvengono tra il 4 e il 6 agosto, e in questo caso è diventato evidente come erano sempre i prussiani ad avere la superiorità numerica. Il 4 agosto, ad esempio, c'è vicino a Wissembourg la terza armata tedesca, che è composta da truppe della Baviera, dell'Assia e del Baden, quindi della Confederazione degli Stati Tedeschi del Sud, travolgono una piccola divisione francese. 2 giorni dopo, cioè il 6 agosto, le avanguardie sempre della terza armata tedesca, la stessa, incontrano le avanguardie francesi del primo corpo di MacMahon nella battaglia di Worth.
a fine giornata, lì vedete anche il numero di uomini impegnati, a fine giornata, dopo molte perdite, perché anche i prussiani in queste prime battaglie, in tutte le battaglie della guerra, subiranno un numero costantemente alto di perdite. Stavamo dicendo, a fine giornata anche i tedeschi riescono a imporsi sui francesi, che si ritirano. Worth è famosa per, lo vedete lì in quell'immagine, una carica di cavalleria, 2 brigate di corazzieri con un supporto di altre unità caricano in stile napoleonico con l'intento di fermare l'avanzata nemica. Corazzieri quindi con la corazza metallica, stile napoleonico. Purtroppo la carica, come avverrà in molte situazioni della guerra franco-prussiana, viene fermata dalla fucileria e dall'artiglieria. Diciamo che questo è un po' quello che segna il declino della cavalleria pesante sui campi di battaglia dell'Ottocento. Qui invece vedete il terzo scontro, quindi la battaglia di Spicheren, che è un'altra battaglia di incontro. Anche in questo caso i francesi sovrastimano le forze nemiche e durante lo scontro, prima di sera, ripiegano. Queste 3 prime sconfitte, come dire, segnano un po' l'inizio della, come dire, segnano l'inizio delle battaglie di confine della guerra franco-prussiana e rappresentano l'inizio dell'invasione dei prussiani nel territorio francese, cosa che i francesi di certo non si aspettavano, perché ritenevano sia tecnicamente che militarmente di essere superiori. Anche qui facciamo un inciso. Dal punto di vista militare la Francia era considerata all'alba della guerra franco-prussiana, era considerata la nazione militare di riferimento, come potrebbero essere adesso gli Stati Uniti. Cioè, se noi dobbiamo prendere a modello qualcuno dal punto di vista militare, noi diciamo: chi sono quelli più avanzati tecnologicamente? Gli Stati Uniti. Bene, chi erano quelli più avanzati tecnologicamente che si riteneva fossero i più addestrati, i più abili sul campo di battaglia a metà dell'Ottocento? I francesi. Bene, queste prime sconfitte non fanno altro che minare gravemente il morale delle truppe francesi e gli hanno fatto di fatto perdere quella sicurezza nella vittoria con cui invece avevano messo piede sul campo di battaglia. Andiamo avanti perché se no non finiamo più e veniamo a quelle che sono le battaglie attorno a Metz, la seconda fase della guerra dal 10 al 19 d'agosto. Metz è la piazzaforte verso cui le truppe francesi si ritirano dopo queste prime batoste iniziali. Il primo scontro significativo avviene a Borny-Colombey il 14 di agosto. L'armata del Reno del maresciallo Bazaine viene intercettata dalle truppe prussiane della seconda armata di Federico Carlo. I francesi resistono inizialmente, sfruttano le loro posizioni difensive. Questo sarà una costante di molte battaglie della guerra franco-prussiana, però vi è mancanza di coordinamento tra i generali e questo ha permesso ai prussiani di guadagnare terreno e alla fine la battaglia si conclude con una ritirata generalizzata su Metz. 2 giorni dopo, il 16 di agosto, si combatte una grossa battaglia a Mars-la-Tour. Qui i francesi sono guidati da Canrobert che si scontra con il terzo corpo prussiano. La battaglia è molto sanguinosa, ci sono circa 16.000 morti per parte, sia da parte prussiana che da parte francese. Anche in questo caso si hanno diverse cariche di cavalleria memorabili, la più famosa di tutte è la cosiddetta cavalcata della morte di von Bredow, quindi la carica di una brigata di cavalleria prussiana, e anche in questo caso, anche se dal punto di vista prussiano, è del tutto evidente quella che è l'inefficacia delle cariche e anzi l'efficacia delle armi a retrocarica contro una carica frontale.
Di fatto la vittoria prussiana intrappola l'armata del Reno all'interno della fortezza di Metz. Il 18 agosto c'è l'altra battaglia sanguinosa, forse una delle più importanti della guerra. Secondo alcuni storici è più importante questa della battaglia di Sedan, che è la battaglia di Gravelot-Saint-Privat, in cui 180.000 prussiani affrontano circa 110.000 francesi, trincerati su una linea difensiva tra i villaggi di Gravelot e Saint-Privat. I prussiani attaccano frontalmente, sono supportati da un'artiglieria numericamente superiore, i francesi sfruttano le posizioni difensive delle colline e a un certo punto addirittura per cercare di sloggiare i difensori, i prussiani attaccano con il corpo della guardia, il quale attaccano in formazione stile napoleonica con la guardia, la quale lascia sul terreno qualcosa come 8.000 uomini nel giro di 20 minuti. Anche in questo caso evidenza di che cosa voleva dire caricare frontalmente una posizione tenuta da armi a retrocarica. Le perdite da entrambe le parti sono enormi, qui vedete il famoso quadro sulla difesa fino all'ultimo del cimitero di Saint-Privat. Le perdite sono enormi, i prussiani perdono circa 20.000 uomini, i francesi 12.000, però quindi numericamente c'è una sproporzione, però la vittoria va ai prussiani perché i francesi del maresciallo Bazaine sono costretti a ritirarsi nelle fortificazioni di Metz. Di fatto questa seconda vittoria segna la fine della possibilità di manovrare l'armata del Reno, che rimane assediata, come già dicevamo, all'interno di Metz fino a ottobre del 1870. E veniamo all'ultima fase, perché dal 20 agosto al 2 di settembre, che è l'ultima fase della fase imperiale della guerra franco-prussiana, si decide un po' il destino della Francia. Il 30 agosto c'è la battaglia di Beaumont. La battaglia di Beaumont deriva dal fatto che l'armata francese del maresciallo MacMahon cerca da nord, quindi dalla posizione di Sedan grosso modo, cerca di raggiungere Metz, ma viene sorpresa mentre è in marcia. Viene attaccata dai prussiani di sorpresa nel pomeriggio, i francesi colti di sorpresa cedono rapidamente, perdono molti cannoni e soprattutto il convoglio di viveri e munizioni, e MacMahon è costretto a ritornare sui suoi passi e quindi a rientrare a Sedan. Il 31 agosto, 1 settembre c'è la battaglia di Noiseville, che è presso Metz. Bazaine, quindi ancora presso Metz, Bazaine, assediato all'interno di Metz, cerca di interrompere l'assedio con una sortita. I francesi attaccano in direzione Noiseville, inizialmente riescono a spingere, ad allontanare i prussiani, ma il contrattacco prussiano del 1 di settembre, sostenuto da forze superiori, respinge Bazaine dentro la fortezza e rimarrà rinchiuso all'interno della fortezza di Metz fino alla resa. Il 1 di settembre c'è la battaglia di Sedan. MacMahon, che era rimasto ferito nello scontro di Beaumont, cede il comando a Napoleone III e 120.000 francesi vengono spinti dentro alla sacca di Sedan, circondati da 220.000 prussiani. Addirittura c'è una citazione famosa di un generale francese che alla mattina di Sedan dice: siamo come dentro a un vaso da notte e ci riempiranno di quello che potete immaginare fino alla testa. Non dico più perché sennò ti demonetizzano la live. Credo che chi ci sta seguendo abbia capito di che cosa ci possono riempire. Possiamo dire eiezioni. Eiezioni non liquide, un po' più solide. Il 1 di settembre i francesi tentano di sfondare
verso est, quindi rispetto a quella cartina sul lato destro, in direzione di Basel e Balan, che sono due zone dove avverranno degli scontri, di cui parleremo fra un attimo. Parliamo subito di quello che succede il giorno dopo. Questi scontri ovviamente vengono rintuzzati dalle forze prussiane. Il 2 settembre l'artiglieria prussiana, costituita da 700 cannoni, martella le posizioni francesi da ogni lato e 100.000 francesi si arrendono, tra cui lo stesso imperatore che nell'ordine che aveva dato il 31 agosto aveva scritto: riposo per tutto l'esercito domani, il 1 settembre. Teniamo conto di una cosa, che questa è la capitolazione più rilevante e più significativa di un esercito francese in tutta la storia. Quindi a valle della capitolazione di Sedan crolla il Secondo Impero, nasce la Terza Repubblica, perché come vedremo fra un attimo a Parigi addirittura qualcuno fa festa per la capitolazione di Sedan, viene proclamata la Repubblica, però quello che abbiamo appena visto è che in 13 giorni la Francia perde 2 armate, quindi quella di Sedan che si arrende subito e quella di Metz che è sotto assedio e si arrenderà il 27 ottobre, perde la guerra, perde l'imperatore. Vediamo magari con un po' più di dettaglio la questione legata a Basel, che ho evidenziato qui in giallo. Cos'è Basel? Basel è un piccolissimo villaggio sulla Mosa, a sud-est di Sedan. Basel è diventato per i francesi il simbolo del sacrificio francese del 1 di settembre del 1870. Per quale motivo? Perché lì avviene una battaglia che comincia all'alba e finisce alla sera, in cui i francesi devono tenere a tutti i costi questo paesino per mantenere aperta questa via di ritirata verso sud. A difenderlo c'è la divisione di fanteria di Marina, i Marines, che erano, come capitava spesso nell'Ottocento, formavano delle formazioni che operavano anche sul territorio, quindi la divisione di fanteria di Marina, che combattono contro i bavaresi del primo corpo. Il generale è un certo von der Tann. Chi si interessa di storia navale sa che poi gli è stato dedicato un incrociatore da battaglia che ha combattuto allo Jutland. Il von der Tann è uno dei 5 incrociatori da battaglia allo Jutland. Lui era il generale comandante del primo corpo bavarese. I francesi, il combattimento avviene casa per casa, ogni stalla, ogni villa, ogni edificio diventa un fortino. I Marines riescono a resistere nonostante siano in inferiorità numerica di 5-1. I bavaresi incendiano le case per stanare i difensori, perché gli sparavano addosso anche i civili. Da qui poi vengono fuori tutta una serie di cose che diremo fra un attimo poco simpatiche. Molto celebre è la difesa dell'osteria Bourgerie e anche la cosiddetta casa, la maison des dernières cartouches, cioè la casa delle ultime cartucce, dove un drappello di marine resiste fino all'ultima munizione e poi carica la baionetta. Anche, come dicevo, anche i civili prendono parte prendono le armi contro i bavaresi, contro gli aggressori, e dopo 8 ore di combattimento Basel cade. I francesi più o meno lasciano sul terreno 2.500 uomini, metà della divisione di fanteria di Marina, e i bavaresi 5.000. Il villaggio è, lì vedete un'immagine di poco posteriore, una fotografia di poco posteriore. Il villaggio è distrutto e quasi completamente bruciato. Basel diventa nell'immaginario collettivo dei francesi una leggenda. Per i francesi viene chiamata la Termopili francese, il luogo del coraggio disperato. Per i tedeschi invece Basel è il giorno in cui la resistenza dei partigiani, dei Franc-Tireur come venivano chiamati, giustifica le rappresaglie più dure. Tenete conto che anche adesso, ogni anno, i marine francesi commemorano Basel con il grido "E par Saint-Loup Basel", che vuol dire per San Lupo e per Basel, come in Italia si dice ad esempio per l'Italia e per San Giorgio, una cosa del genere. Quindi è rimasto questo famoso scontro è rimasto nell'immaginario
nell'immaginario collettivo. Diciamo due parole su questi Franc-Tireur. Chi sono questi Franc-Tireur? I Franc-Tireur, altra suggestione attorno alla guerra franco-prussiana, per cui se qualcuno è interessato ad approfondire anche questo è un aspetto interessante, un aspetto che vale la pena di approfondire, non sono altro che dei volontari che prima, dopo, durante la disfatta dell'esercito regolare a Sedan continuano a combattere contro i prussiani con delle tattiche di guerriglia. Sono una sorta di partigiani ante litteram. Non facevano parte dell'esercito imperiale, non faranno parte della neonata Repubblica, erano dei corpi franchi, erano civili armati, ex soldati, cacciatori, membri della Guardia Nazionale, anche persone poco raccomandabili, assassini, c'era dentro un po' di tutto, c'erano anche dei patrioti e operavano soprattutto nelle retrovie delle regioni occupate, quindi in Alsazia, in Lorena, poi quando l'esercito prussiano dilaga nella Francia del nord-est, anche nella Champagne, nella Borgogna, nei Vosgi, soprattutto attaccando le linee di rifornimento, facevano imboscate ai convogli, alle piccole unità nemiche, facevano sabotaggio di ferrovie, ponti, attaccavano e poi si ritiravano nei boschi o in montagna. Per i francesi cosa sono? Sono la resistenza e l'ultima speranza dopo che l'esercito regolare è collassato. I prussiani li vedono invece come degli irregolari, come dei banditi, come qualcuno che violava le leggi della guerra dell'epoca. Sia Bismarck che von Moltke li consideravano dei fuorilegge. Chi veniva catturato dei Franc-Tireur veniva passato per le armi. Vedete cosa diceva Bismarck? Questi uomini non combattono secondo le regole della guerra convenzionale, ma come assassini, e noi li trattiamo in quanto tali. Questo infatti ha portato a diverse rappresaglie anche molto dure, villaggi bruciati come ad esempio a Bazeilles, a Bly, Châteauneuf, altri villaggi, esecuzioni sommarie, distruzione sistematica di alcune zone. Se è vero che i Franc-Tireur hanno in parte inflitto delle perdite, hanno rallentato l'avanzata prussiana, però dall'altra parte non è che siano riusciti a cambiare l'esito della guerra. Sicuramente sono diventati, come lo sono spesso i partigiani in tutte le epoche, sono diventati un simbolo molto potente del patriottismo della Francia e del terrore che incute nel popolo l'occupazione di un nemico. Sicuramente la memoria dei Franc-Tireur ha alimentato tutto quel revanchismo francese che dalla fine della guerra franco-prussiana è andato avanti fino alla prima guerra mondiale. Ti volevo chiedere una cosa, Marco, scusami l'interruzione, ti volevo chiedere una cosa, dato che hai posto una foto nella slide precedente di questo Franc-Tireur con un Remington sì, esatto. Ti chiedo una cosa, perché è una curiosità che mi è balenata quando sono stato recentemente al Museo dell'Armée. Nella sezione del Secondo Impero mostrano anche una carabina Sharp e quindi ti chiedo se, non dico fosse in dotazione, ma fosse utilizzata per l'epoca in loco, magari da parte dei francesi. Allora, mentre le forze regolari durante la fase imperiale erano armate in maniera pressoché uniforme, i francesi in particolare con lo chassepot, quindi il fucile a retrocarica a otturatore girevole scorrevole, oggi diremmo bolt action, visto che ci riempiamo la bocca con le parole inglesi. Sia i Franc-Tireur che la Garde Mobile, che tutte queste formazioni di volontari si armavano un po' come potevano, per cui si trova di tutto. Ci sono sia armi moderne, ma anche vecchie armi a percussione, ad esempio ad avancarica, per cui c'è un po' di tutto. Secondo me la risposta è sì, è ragionevole attendersi quello come qualsiasi altra cosa. Ecco. Per cui e qui vedete un'estrema sintesi di quello che è lo sviluppo della prima fase della guerra franco-prussiana, che praticamente, vedete, è la parte azzurro più chiaro, in blu è la Prussia e gli stati tedeschi,
in rosso è la Francia, in azzurrino è la zona dei combattimenti della prima fase della guerra. Le truppe tedesche sono penetrate di circa 200-250 km dal confine e hanno conquistato gran parte dell'Alsazia e della Lorena, occupando un'area di circa 20.000 km quadrati. Ecco. Se devo fare una sintesi, una valutazione di questa prima fase, credo che l'errore più grosso francese sia legato un po' a una superbia intrinseca, cioè l'idea di sperare di battere i prussiani sul confine, quando invece sarebbe stato forse più opportuno cedere spazio per guadagnare tempo, visti anche i ritardi della mobilitazione francese. Ma è una mia valutazione, quindi prendetela con quello che per quello che possa valere. 2 parole sulle armi, perché come diceva von Clausewitz, la superiorità dei mezzi è la via più sicura della vittoria. È vero che i mezzi sono importanti, però sono anche importanti gli uomini e l'addestramento degli uomini che le utilizzano. I pezzi di artiglieria sono i cannoni. Qui vediamo i cannoni francesi. I francesi vanno in guerra con il sistema rigato, la HIT, che sono dei pezzi di artiglieria ad avancarica. Qui vedete il cannone da 4 libre, un cannone in bronzo che sparava una granata d'artiglieria, aveva la possibilità anche di sparare il cartoccio a mitraglia, come vedete nell'immagine. Sparava una granata d'artiglieria, diciamo una cosa curiosa e interessante, con una spoletta che era una spoletta a tempo, per cui veniva regolata con una specie di vitone che stava in prossimità della parte sommitale della spoletta stessa, e era temporizzata, per cui si accendeva quando veniva sparata e poi esplodeva. Il fatto che fossero armi rigate consentiva una gittata maggiore rispetto ai cannoni ad anima liscia. D'altra parte è pur vero che la spoletta a tempo non è che fosse così affidabile come le spolette moderne, che invece sono spolette a percussione. Qui vedete invece il cannone da 12 libre, anch'esso rigato con il sistema LAIT. Vedete anche qualche immagine, come dire, coreografica che ci supporta e che ci sostiene. Non molto diverso se non per il peso del proietto della granata che veniva lanciata. E qual era la modalità di impiego dei pezzi di artiglieria? La modalità di impiego dei pezzi di artiglieria era quella classica dell'Ottocento, vale a dire batterie divisionali o batterie di corpo in supporto diretto alla fanteria. Credo che quelli dei tuoi ascoltatori che mi hanno già seguito sulle live napoleoniche sappiano che quello che io dico di solito sulle batterie di artiglieria, le batterie di artiglieria non dovevano far altro che aumentare il volume di fuoco delle unità di fanteria. Erano un po' come dice il mio amico Giovanni Cerino Badone, erano un po' come le mitragliatrici pesanti e i mortai di accompagnamento delle unità di fanteria moderne, quindi aumentavano il volume di fuoco. Noi non dobbiamo pensare all'artiglieria ottocentesca come all'artiglieria della prima o della seconda guerra mondiale, che fa il cosiddetto tiro indiretto. Altra cosa da rilevare è che l'osservazione del tiro, quindi di dove arrivavano i colpi e se esplodevano o meno e che effetti provocavano, era fatto a vista, al massimo con un cannocchiale. Non è che c'erano dei sistemi con dei telemetri laser per definire le distanze e per aggiustare e correggere il tiro. Il tutto era molto più artigianale di quello che potrebbe sembrare. Quindi, al di là di gittate mirabolanti di cui a volte si legge sui libri e sui testi, la possibilità di tiro di questi pezzi di artiglieria era comunque limitata all'osservazione visiva dei punti di caduta. Una qualche curiosità invece desta sempre l'uso della mitrailleuse, cioè della mitragliatrice la Rafale, la mitragliatrice o cannone a palle, che è una delle cose più curiose, una delle più importanti innovazioni della guerra franco-prussiana. Di che cosa si trattava? Si trattava di una mitragliatrice molto particolare, quindi
diversa dalle mitragliatrici moderne. La mitragliatrice moderna tipicamente è un'unica canna che ha la possibilità di sparare da quell'unica canna un numero ripetuto di colpi, quindi è un'arma a ripetizioni. In questo caso era diciamo un pezzo io lo chiamo un pezzo d'artiglieria perché era considerato da loro come un pezzo d'artiglieria, era una canna con all'interno, quindi questo blocco di bronzo con all'interno 25 canne. Queste 25 canne erano armate con 25 cartucce e c'era un sistema di sparo con tanti percussori che consentiva di sparare in rapida sequenza tutti i colpi. Ci sono tra l'altro dei video belli interessanti su YouTube che fanno vedere il meccanismo di funzionamento di quest'arma. La cosa interessante è che la mitragliatrice, questa mitrailleuse, veniva raramente impiegata per fornire, come saranno le mitragliatrici nella prima guerra mondiale, per fornire supporto di fuoco direttamente alle unità, ma veniva usata come le batterie di artiglieria, per cui la mitragliatrice era raggruppata in batterie da 6 mitragliatrici che venivano messe in posizione insieme con le altre batterie di artiglieria perché dovevano dare la copertura a lunga distanza, a una distanza superiore a quella a cui sarebbero arrivati i fucili Chassepot, e quindi doveva impegnare a lunga distanza la fanteria nemica. Ecco. Quindi sostanzialmente una scarsa efficacia, anche se in quelle situazioni, in quei casi in cui venne usata in maniera appropriata, diede sicuramente i suoi risultati. Qui c'è un'immagine interessante perché si vede in quella immagine lì il 13° battaglione cacciatori, adesso non riesco a leggere bene, scusate un attimo. Cacciatori sassoni. 13° cacciatori sassoni che di fatto catturano un pezzo di una mitrailleuse. Tra l'altro c'è anche un po' la tradizione storica, forse anche una leggenda, che l'arma fosse considerata talmente un'arma particolare e segreta per cui fu portata sul campo di battaglia senza che i soldati, i militari, fossero in grado di apprezzarne al meglio le sue capacità e quindi fossero in grado di usarla e di impiegarla nelle condizioni tattiche più opportune. Veniamo invece all'artiglieria prussiana che era simile all'artiglieria francese, nel senso che era un'artiglieria rigata, ma aveva 2 grosse differenze sostanziali. La prima era che era a retrocarica, non ad avancarica, quindi una velocità di caricamento sicuramente molto maggiore. E la seconda, aspetto che viene spesso sottovalutato, che aveva le granate d'artiglieria con una spoletta a percussione, quindi una spoletta nettamente più affidabile rispetto alle spolette a tempo. L'artiglieria prussiana è stata sicuramente un elemento fondamentale delle vittorie prussiane durante la guerra franco-prussiana, soprattutto per l'impiego, perché l'impiego era diventato, visto gli scarsi risultati dell'artiglieria prussiana durante la guerra del 1866 contro l'Austria, si era introdotto nei manuali un impiego più spregiudicato dell'artiglieria da parte dei prussiani, e questa cosa ha dato i suoi frutti nella guerra del 70, in cui il materiale d'armamento era esattamente lo stesso, cioè erano questi pezzi, il modello C61 o quest'altro pezzo, il modello C64 o anche C67, aveva subito delle modifiche, che venivano usati in maniera più spregiudicata, per cui le batterie d'artiglieria erano nelle divisioni e nei corpi d'armata i primi reparti che arrivavano sul campo di battaglia e avrebbero avuto il compito di ingaggiare a lunga distanza, i discorsi delle distanze che facevamo prima valgono anche qui, avrebbero ingaggiato a lunga distanza le unità nemiche, le fanterie nemiche. Vediamo un pochino
che cosa, ecco. La cosa da dire in tutti i casi è, al di là della superiorità intrinseca di materiale, ma soprattutto io sottolineerei di impiego dell'artiglieria prussiana rispetto all'artiglieria francese, rimane comunque da osservare questa cosa, che è un'altra delle cose che io ogni tanto dico, e cioè il rendimento del cannone in generale in tutte le battaglie dell'Ottocento era sempre inferiore a quello del fucile, perché la maggior parte delle perdite sui campi di battaglia ottocenteschi derivano dalle armi portatili della fanteria. L'80% delle perdite arriva da lì, il 20% delle altre perdite arriva dall'artiglieria. In che cosa l'artiglieria fa la differenza? L'artiglieria fa la differenza dal punto di vista morale, sia dal punto di vista morale delle forze che hanno al proprio fianco batterie di artiglieria, quindi il supporto morale delle batterie di artiglieria, e il danno nei confronti del nemico dal punto di vista, oltre che materiale, anche e soprattutto morale, dell'essere sotto il fuoco di armi verso i quali non è possibile rispondere. E passiamo adesso, perché qui mi sa che finiamo domani mattina. E passiamo adesso invece alle armi della fanteria. Le armi della fanteria in parte abbiamo già raccontato in un'altra live, se anzi vogliamo invitare qualcuno dei tuoi ascoltatori ad andare a sentire la live da Austerlitz a Sedan, parliamo anche delle armi della fanteria francese e prussiana. Qui vediamo lo Chassepot, qui vediamo il Drais francese, sto un po' ricogliendo. Drais prussiano. Il Drais prussiano è inventato negli anni 40 dell'Ottocento, è tra la prima arma di interessante e di significativo impiego a retrocarica. Era un'arma a otturatore girevole e scorrevole, come lo sono adesso anche le carabine, i fucili da caccia, quelli per la caccia agli ungulati. Era un'arma a polvere nera con la cartuccia di carta, e questo varrà anche per i francesi, perché l'introduzione del bossolo metallico avverrà soltanto a metà degli anni 70 dell'Ottocento, la sostituzione della polvere nera avverrà soltanto alla fine dell'Ottocento, attorno al 1885, con l'introduzione delle polveri in fume. Quindi dovete continuare sempre a pensare che sui campi di battaglia della guerra franco-prussiana era grande la quantità di fumo che si sviluppava dopo le scariche di fucileria. Che tipo di arma è? Un'arma retrocarica, cartuccia di carta, proiettile ogivale piuttosto pesante, e li vedete, fucile ad ago, perché il percussore non era altro che un ago che penetrava all'interno della cartuccia, andava a colpire l'innesco che faceva esplodere la polvere nera, la quale, sviluppando i gas di combustione, avrebbe spinto la palla verso la volata dell'arma e quindi verso il nemico. Forse di maggiore interesse è quello che vedete in questa slide. Che cosa vediamo in questa slide? Vediamo quello che è l'impiego tattico, qual era l'addestramento tattico della fanteria prussiana. La fanteria prussiana, sapendo di essere in inferiorità rispetto alla fanteria francese, perché come vedremo fra un attimo lo Chassepot, che fu introdotto successivamente, aveva una gittata leggermente superiore a quella del fucile ad ago prussiano, avevano un addestramento tipicamente offensivo, per cui si avvicinavano a balzi verso le posizioni nemiche per arrivare a una distanza attorno ai 200, 250, 300 metri, e poi sviluppavano quello che veniva chiamato lo Schnellfeuer, cioè il fuoco rapido, sfruttando formazioni in ordine aperto e facendosi supportare dall'artiglieria, perché l'artiglieria prussiana, come spero di essere riuscito a trasferire a chi ci sta ascoltando, aveva una netta superiorità rispetto all'artiglieria francese. Per contro, dall'altra parte, noi che cosa abbiamo? Noi dall'altra parte abbiamo invece i francesi che andavano in combattimento con lo Chassepot. Lo Chassepot, che era un'arma retrocarica di tutto rispetto,
che era stata introdotta dopo che ci si era resi conto che sui campi di battaglia, come quello della guerra austro-prussiana del 66, i fucili ad avancarica non avrebbero avuto più spazio. Era stato introdotto, anche esso era un'arma a otturatore girevole scorrevole, aveva una migliore tenuta dei gas di combustione in corrispondenza dell'otturatore, sparava un proiettile un pochettino più leggero, quindi la cartuccia era più leggera, quindi i fanti potevano portarsi un maggior numero di munizioni. Il fante prussiano portava, adesso vado a memoria, 70-80 colpi, mentre il fante francese arrivava a 90, quasi 100 colpi, 100 munizioni, quindi aveva un'autonomia leggermente superiore. A tutti gli effetti lo Chassepot era, spero che nessuno dei rievocatori che stanno seguendo questa live si strappi le vesti, di fatto lo Chassepot era un fucile ad ago molto migliorato, perché non era molto diverso dal fucile ad ago prussiano, semplicemente era tecnologicamente superiore, perché era un'arma anche con una concezione progettuale e una fabbricazione che arrivava 20 anni dopo la costruzione del fucile ad ago prussiano. Com'era l'addestramento tattico della fanteria francese? L'addestramento tattico della fanteria francese prevedeva invece un approccio di tipo difensivo, perché i francesi, ed è una cosa curiosa, avevano abbandonato proprio alla fine degli anni 60 dell'Ottocento l'idea dell'azione aggressiva, l'idea dell'élan francese, delle tattiche d'urto che li avevano resi famosi durante la guerra di Crimea e durante la guerra del 59. Quindi erano addestrati a un fuoco difensivo a lunga distanza, anche loro, come i prussiani, a un progressivo impiego in ordine aperto. Tenete conto che questo discorso del progressivo impiego in ordine aperto sarà qualcosa che verrà pian pianino metabolizzato man mano che la guerra andrà avanti. Qui ho riportato un caso abbastanza famoso, no? Perché spesso si dice, sì, vabbè, i francesi stavano sulla difensiva, quindi probabilmente la loro efficacia tattica era marginale, e dipende molto dalle condizioni. Per esempio la battaglia di Mars-la-Tour, vedete lì sotto, la 38esima brigata prussiana, formata da 4.600 e passa uomini, avanza tra i 1.500 e i 500 metri, quindi fa un percorso di circa 1.000 metri sotto il fuoco, in formazione, sotto il fuoco di 12.000 francesi. Uno si chiede com'è possibile un così gran numero di tiratori contro un numero così limitato di forze attaccanti, perché siccome le gittate erano aumentate in proporzione, c'era anche il tiro da lunga distanza, e quindi il tiro di infilata da parte di formazioni che non avevano il bersaglio esattamente di fronte. Bene, in 12 minuti subisce circa il 20% di perdite. Quando l'unità prussiana arriva in posizione, inizia uno scontro a fuoco contro i francesi per l'ora successiva e perde il 25% della propria un ulteriore 25% della propria forza. Un altro evento che vale forse la pena di raccontare, di sottolineare, l'abbiamo in parte già detto, è l'attacco delle guardie prussiane a Gravelotte-Saint-Privat. Abbiamo detto che attacca il quinto corpo della guardia, che sono circa 20.000 uomini. Qui nello specifico prendiamo in esame, diciamo, le unità, le formazioni che effettivamente hanno sviluppato maggiormente l'attacco, che sono state la prima e la seconda brigata della guardia, la prima brigata e poi la brigata granatieri della guardia, per un totale di 12.500 uomini. Sotto il fuoco per 25 minuti degli Chassepot francesi, le due brigate hanno perso complessivamente la metà delle forze attaccanti, quindi 6.000 uomini, e sono stati fermati a circa 700-800 metri dal fronte nemico. Per cui, come dire, direi che l'epoca degli attacchi in ordine chiuso era forse tramontata per sempre. Ecco. E infatti, se uno è interessato, come dire, a questi aspetti di tattica della guerra franco-prussiana, io consiglio di leggere il libro che è un libro di memorie e di valutazioni tattiche
a valle della guerra stessa, di Boguslavski, le deduzioni tattiche della guerra del 70-71, guardate cosa scrive, riassumendo gli aspetti caratteristici della tattica della fanteria del 70-71, nessuna scarica di fucileria in massa, nessun attacco o comunque assai pochi di truppe in ordine chiuso, al massimo piccole unità sempre inferiori a una colonna di battaglione, grandi quantità di schermagliatori e scontri a fuoco continui con unità progressivamente in movimento in avanti e indietro, grande dispersione di uomini su entrambi i fronti e rimescolamento delle unità, specialmente nel terreno rotto, di conseguenza limitato controllo dei comandanti sulle truppe, con i tedeschi più saldi e più inclini a trattenere il fuoco e i francesi più frettolosi e più disponibili a sparare a grandi distanze. Ecco, questo ci tenevo a raccontarlo perché mi sembra una sintesi felice come dire, di quello che abbiamo raccontato fino adesso. La cavalleria, già qualcosa abbiamo detto sulla cavalleria. La cavalleria della guerra franco-prussiana, sia sul lato francese che sul lato prussiano, era di notevole livello. Il livello di addestramento della cavalleria, specialmente della cavalleria francese, era elevatissimo. Era considerata la cavalleria francese la migliore in Europa. Le specialità erano quelle classiche, quindi la cavalleria pesante, la cavalleria media, cioè i dragoni, e la cavalleria leggera, e le funzioni tattiche le vedete indicate lì così: la ricognizione, il pattugliamento, le azioni di schermaglia, anche le cariche e le azioni d'urto, perché erano contemplate anche quello, e normalmente la cavalleria era utilizzata come forza offensiva autonoma, c'erano proprio delle divisioni di cavalleria. Vi era indubbiamente, sia dal punto di vista francese che dal punto di vista prussiano, uno scarso coordinamento delle unità di cavalleria con le altre armi. C'era più coordinamento tra la fanteria e l'artiglieria e meno con la cavalleria. Qui l'immagine che vedete rappresenta una cosa di cui abbiamo già detto, e cioè la cavalcata della morte di von Bredow. Che cosa succede? Che a un certo punto, alla battaglia di, se non ricordo male, di Mars-la-Tour, viene chiesto a una brigata di cavalleria di caricare delle linee di artiglieria francese. È qualcosa che ricorda molto la carica di Balaclava, per cui questi due reggimenti, il 7° reggimento corazzieri prussiano e il 16° Ussari, caricano alle 2 del pomeriggio, tra l'altro sfruttando il terreno, di fatto arrivano sotto il fuoco delle unità francesi a circa 1000 metri di distanza, riescono ad arrivare sui cannoni, come aveva fatto anche la cavalleria inglese a Balaclava, riescono a eliminare i cannoni, gli artiglieri, e poi a un certo punto devono disimpegnarsi. Di 800 uomini che sono partiti, ne tornano 420. Anche questa è una evidenza, è una dimostrazione che forse le cariche di cavalleria in stile napoleonico non funzionavano più, e questa cosa la sapeva anche il comandante, che prima di partire per la carica pare abbia detto: costerà quel che costerà, ma era un ordine che gli era stato impartito e lui lo ha rispettato. Andiamo avanti e veniamo alla fase repubblicana della guerra franco-prussiana. Qui, anche se io non sono certamente comunista, come sai benissimo, secondo me torna bene la frase di Che Guevara: il popolo in armi è invincibile, ma chissà se è vero. Vediamo un po' come è andato per i francesi e per i prussiani. Allora, prima cosa è... Tra l'altro, prima di dirti questa cosa qua, così anche prendi un attimo fiato. Bravo, e mi alzo e vado a prendere un po' di acqua che non ce la faccio più. Ecco, va bene. Allora, c'è una domanda un po' gomblottara di Mirko, che chiede cosa ne pensi del fatto che i Rothschild finanziarono sia i prussiani che i francesi a fine guerra crearono la coalizione di volenterosi
che pagarono i 5 miliardi. Io risponderei, beh, business is business, intanto, però non so che cosa ne pensi tu. Sono d'accordo, business is business, sono d'accordo. Nella guerra ci guadagna chi non la fa. Sempre così, anche adesso, è sempre stato così. La guerra è un problema di soldi e di interessi economici. Poi si attaccano a dietro interessi nazionali, lo spirito della gente, ma sì, ma la guerra, lasciamo perdere la guerra. Più studio la guerra e più penso che sia una cosa che merita solo di essere studiata e di non essere vissuta. Andiamo avanti, va. Il 2-3 settembre, anzi il 3 settembre, arriva a Parigi la notizia della caduta della resa di Sedan, e questa cosa viene percepita come la fine del regime, per cui la folla si raduna davanti al Parlamento, il 4 la folla si raduna davanti al Parlamento e i deputati repubblicani proclamano la terza Repubblica. Vedo, Vincenzo Paura ha ragione, qualcuno non nomino, sta fatturando, ma se fattura è perché qualcuno usa i suoi prodotti, certo. Poi non c'è mica solo quella di azienda, ce ne sono tante che fatturano e fatturano alla grande. Torniamo alla guerra franco-prussiana, quindi viene proclamata, dicevamo, la Terza Repubblica, viene nominato un governo, perché la guerra non è mica finita, viene nominato un governo di difesa nazionale guidato da quel signore che vedete lì, che è il generale Trochu, ed è sostenuta dall'insurrezione popolare, perché la gente si prepara a doversi confrontare contro i prussiani che, dopo aver battuto le forze regolari, stanno arrivando su Parigi. E infatti Parigi viene messa sotto assedio il 16 di settembre, li vedete anche qualche numero delle forze francesi coinvolte, delle forze prussiane coinvolte, del numero dei chilometri di trincee e fortificazioni che si costruiscono attorno a Parigi, e progressivamente Parigi viene stretta attorno a questa morsa e comincia il bombardamento. Prima ci sono delle azioni, anche delle unità sul campo, ma poi comincia il bombardamento d'artiglieria e l'assedio durerà ininterrottamente fino al 28 gennaio, come vedete lì, 1871, che è la data della capitolazione di Parigi. Poi a Parigi succedono tante cose curiose, interessanti. Una di queste la vedete qui. Il 7 di ottobre del 1870 il deputato repubblicano radicale Léon Gambetta, lui era figlio di, se non mi ricordo male, di padre genovese, era ministro dell'interno del governo ed è uno dei fautori della Terza Repubblica. Cosa fa? Fugge in mongolfiera e come dire, dichiara la guerra a oltranza. Non è che fugge in mongolfiera per scappare da Parigi, fugge in mongolfiera perché va a creare una sorta di esecutivo alternativo a Tours prima e poi a Bordeaux, e diventa il simbolo. Léon Gambetta è un po' il simbolo della volontà della Terza Repubblica francese di continuare la guerra a ogni costo e di cercare di arrivare alla vittoria. Arrivato, come dicevamo, prima a Tours e poi a Bordeaux, organizza la resistenza della Francia, organizza la resistenza nazionale e riesce ad arruolare quasi 1 milione di uomini, mettendo in piedi, come vedremo fra un attimo, 3 grandi eserciti: l'esercito della Loira, l'esercito del nord e l'esercito dell'est. Qui comincia quella che viene chiamata dagli storici la cosiddetta guerra di popolo, la fase repubblicana della guerra franco-prussiana. Prima di andare alle operazioni sul campo, però, continuiamo a prendere in considerazione la situazione di Parigi. Parigi è la città più grande di Europa ed è sotto un assedio di ferro. Ha
ottobre c'è anche qualche tentativo di sortita. Il generale Ducrot, che era all'interno che era il secondo in comando dopo Trochu, all'interno delle fortificazioni di Parigi tentano una sortita con 80.000 uomini, sortita che però non ha successo e fallisce, e quindi la morsa sulla città si chiude. L'inverno del 70 è ricordato come uno degli inverni più rigidi, perché addirittura si raggiungono temperature di meno 15 gradi. Il carbone, il gas, la legna sono completamente finiti. Nelle fasi finali dell'assedio il blocco è talmente totale che c'è il razionamento del cibo. Vengono mangiati, lì li vedete al mercato di Saint-Germain, viene venduta carne di cavallo, che ci potrebbe anche stare, di topo e di gatto. Anche gli animali dello zoo di Parigi ne fanno le spese, tant'è che vengono uccisi e macellati, ad esempio, gli elefanti, gli struzzi che stavano allo zoo di Parigi. Dal 27 di dicembre, che è proprio la fase finale della guerra, dal 27 di dicembre al 27 di gennaio del 1871, la città è sotto un bombardamento continuo. Si calcola che in questo periodo, in quest'arco temporale di un mese circa, siano caduti sulla città qualcosa come 12.000 granate di artiglieria, proiettili di artiglieria. Alla fine, come già dicevamo, il 28 di gennaio Parigi si arrende, è il cosiddetto armistizio di Versailles, e come sintesi possiamo sfruttare anche noi quello che ha detto uno storico: Parigi aveva resistito a tutto tranne che alla fame. E adesso invece siamo andati avanti cronologicamente per vedere cosa succede a Parigi, e vediamo cosa succede a queste armate repubblicane che erano state messe in piedi, che erano state realizzate per opera di questo deputato Léon Gambetta all'esterno di Parigi. La prima armata che prendiamo in esame è l'armata della Loira. Lì vedete, ci sono già indicate le tre armate, quindi l'armata del nord, quindi vedete geograficamente dove è collocata, l'armata della Loira e l'armata dell'est, e vedete il fronte, che era il fronte di demarcazione tra le linee francesi e le linee prussiane. L'armata della Loira è creata a partire dal 10 di ottobre con la Garde Mobile, con la Guardia Nazionale Mobile e con dei volontari. È un'armata importante, numericamente è forse la più importante, sono circa 180.000 uomini, i quali però sono male armati e peggio addestrati. Sono comandati da quel generale che vedete lì, Aurel de Paladin, e l'obiettivo che ha l'armata della Loira è quella di marciare verso est per liberare Orléans, che è lì più o meno dove c'è il confine, dove vedete l'indicazione armata della Loira, e per quanto possibile raggiungere poi addirittura Metz, che è ancora assediata. Tra l'altro questa armata nelle fasi iniziali, quindi 10-11 ottobre, riesce a riconquistare Orléans e riporta una delle poche vittorie francesi di tutta la guerra franco-prussiana, che è la vittoria di Coulmiers, e addirittura a fine novembre riesce ad arrivare a 50 chilometri da Parigi, solo che all'inizio di dicembre, il 2 dicembre, viene fermata dai bavaresi alla battaglia di Loigny, quella che è scritto Loigny, si dovrebbe pronunciare Loigny. Addirittura il 4 di dicembre i prussiani riprendono Orléans, sconfiggono l'armata della Loira, la quale si disgrega, per cui all'inizio di dicembre l'armata della Loira in quanto tale non esiste più. Ci sono ancora degli altri scontri, come ad esempio il combattimento di Le Mans del gennaio del 1871, ma di fatto le truppe francesi dell'armata della Loira non avevano più mezzi per la guerra, e quindi la spinta su questo lato del fronte si ferma.
Poi prendiamo in considerazione l'Armata del Nord. L'Armata del Nord invece nasce a Lille, quindi nella zona nord della Francia, sotto l'impulso del generale Bourbaki e poi di questo generale che vedete in questa immagine, che è Faidherbe. Qual è l'idea dell'Armata del Nord? Qual è l'idea operativa dell'Armata del Nord? L'idea operativa è quella di liberare le fortezze che sono assediate sul confine e di impedire l'accerchiamento da nord di Parigi. Tenete conto che l'Armata del Nord è molto diversa rispetto all'Armata della Loira, è numericamente inferiore, sono circa 50.000 uomini, ma sicuramente è meglio equipaggiata sia di fucili che di artiglieria, perché poteva contare sui depositi sulla linea delle frontiere, sulle fortezze che c'erano a nord. Faidherbe combatte 3 battaglie difensive, che vedete lì così, contro la prima armata prussiana che stazionava nella zona operativa dell'Armata del Nord. Lì le vedete, il 23 dicembre, il 2-3 gennaio e il 19 gennaio. In quest'ultimo scontro, quello di Saint-Quentin, l'Armata del Nord viene sconfitta e si ritira nelle fortezze di Fiandra e praticamente cessa di combattere e di esistere. E, come dire, di tutte le armate repubblicane, forse anche proprio a causa del suo addestramento e del fatto che era meglio armata di tutte le altre, è l'unica che è riuscita ad ottenere qualche risultato tattico positivo. Poi abbiamo l'Armata dell'Est, che è l'ultima che prendiamo in considerazione. L'Armata dell'Est invece è l'Armata del generale Bourbaki, è l'ultima che si forma ed è costituita da circa 100.000 uomini e viene messa insieme aggregando i resti dell'Armata della Loira, quelli che erano rimasti, e tutta una serie di nuovi coscritti. Qual è l'obiettivo dell'Armata della Loira, dell'Armata dell'Est? È quella di marciare in pieno inverno verso Belfort, che è lì al confine tra la Francia e la Svizzera, con l'idea di fare che cosa? Di invadere la Germania meridionale, diciamo idea un po' molto, speriamo che vada a finire così. L'idea di Ardita. Sai che dopo tanto che parli non ti vengono più neanche le parole. Dai. Guarda, tutte le mattine per me è così. Tutte le mattine. Comunque sono d'accordo. Questa idea ardita di tagliare le comunicazioni e di arrivare addirittura in Germania. Come potete immaginare, perché l'ultima armata formata, il periodo di attività è durante la fase finale del conflitto, quindi a gennaio del 1871, comincia la marcia in inverno a temperature di meno 20 gradi, ci sono 3 battaglie lungo la Lisaine, secondo alcuni queste battaglie sono chiamate battaglie di Héricourt, che è un paese il paese vicino a dove sono avvenuti questi scontri. I francesi vengono fermati e vengono spinti dai prussiani lungo la frontiera svizzera. Addirittura il generale Bourbaki tenta in questa fase il suicidio, gli viene male anche quello, dopo che gli era andata male come comandante delle truppe imperiali, dopo che gli è andata male come comandante dell'Armata dell'Est, gli va male anche a tentare il suicidio. E adesso, al di là delle battute, il 1 febbraio i 90.000 uomini dell'Armata dell'Est varcano il confine svizzero e vengono internati, e anche questo è da sottolineare, una cosa interessante, perché è la più grande operazione di internamento di un esercito della storia. Hanno internato quasi 100.000 uomini di un esercito, poi ovviamente alla fine della guerra sono stati liberati e sono tornati in Francia. Qui leggiamo una cosa che è un po' la sintesi di che cos'è la fase repubblicana della guerra franco-prussiana. È straordinario che, nonostante la considerevole superiorità numerica che avevamo, in questo caso è un ufficiale che sta parlando dell'Armata dell'Est, non riuscissimo a sloggiare il nemico dalle sue posizioni né a fissarlo.
Il fatto sarebbe inspiegabile se non si considerasse lo stato di disorganizzazione e debolezza a cui era ridotta la nostra sfortunata armata, costituita da elementi troppo giovani e troppo incompetenti per sopportare un compito così lungo e doloroso che un po' più di lungimiranza avrebbe probabilmente evitato. Quando si consideri la sofferenza che i nostri sfortunati soldati hanno dovuto patire, non li si può incolpare per il loro sconforto e non si può nutrire che una profonda compassione per la loro condizione. Sostanzialmente questo ufficiale fa un ragionamento sulla generale impreparazione delle armate repubblicane che, pur confrontandosi in superiorità numerica contro i prussiani, sono nella maggior parte delle situazioni andate incontro a una sconfitta a causa delle condizioni, diciamo, con cui erano armati questi uomini, con cui erano supportati, con cui erano addestrati rispetto a delle forze regolari come le forze prussiane. E poi sicuramente c'è qualcuno che si chiede: ma Garibaldi? Perché c'è anche Garibaldi, no? Vedete, l'ho messo lì, no? Garibaldi è al comando dell'armata, un'altra armata ancora, l'armata dei Vosgi, che è una piccola armata di circa 12.000 uomini, formata prevalentemente da volontari italiani, polacchi, spagnoli, belgi, americani, anche dei francesi della Garde Mobile francese e così via. È un corpo di spedizione straniero integrato ufficialmente nella difesa nazionale francese, quindi a tutti gli effetti non era un corpo indipendente, operava in modo indipendente, ma era integrato nella difesa repubblicana. L'armata opera tardi durante la guerra, opera tra novembre del 70 e febbraio del 71 e ottiene un qualche successo perché la direzione operativa è verso Digione, per cui il 21-23 di gennaio riescono a sconfiggere i prussiani a Digione, a catturare la città di Digione, a entrare a Digione. Tenete conto che poi qualche giorno dopo, il 27-29 gennaio, vengono sconfitti e sono costretti ad abbandonare la città di Digione. Tenete conto, pensate alle date, tenete conto che il 28 gennaio c'è stato l'armistizio e quindi il 1° febbraio l'armata dei Vosgi viene sciolta. Se qualcuno è curioso, vale la pena di ricordare che l'8 febbraio successivo a Garibaldi è stato offerto un posto come deputato e viene eletto come deputato all'Assemblea Nazionale di Bordeaux, ma lui si dimette per protesta e torna in Italia per protesta perché non avrebbe voluto stipulare la pace con gli invasori prussiani. E andiamo alle conclusioni, perché ormai è proprio tardi, sono le 20:21, quindi siamo in ballo da 2 ore e 20 minuti. Quali sono le conclusioni? La vittoria è la migliore diplomazia. Vediamo le conclusioni. La conclusione, le conclusioni come sintesi le riportiamo qua. Sicuramente la guerra franco-prussiana è un momento assolutamente cruciale nella storia dell'Europa del XX secolo, perché la guerra franco-prussiana ha provocato il crollo francese e la fine del secondo impero di Napoleone e l'instaurazione di una traballante Terza Repubblica. Ha generato un trauma nazionale e ha alimentato indubbiamente un sentimento di rivincita perché i francesi da lì fino alla Prima Guerra Mondiale, questa idea della revanche, cioè di riprendersi i territori, lo vedremo fra un attimo, che sono stati ceduti all'impero tedesco come clausole di pace, rimarrà fino alla Prima Guerra Mondiale. Indubbiamente la Francia a livello internazionale, come dicevamo, smette di essere il riferimento militare. La guerra franco-prussiana secondo me è decisiva perché ha portato all'unificazione tedesca, indubbiamente. Se non ci fosse stata quella non ci sarebbe stata l'unificazione tedesca, unificazione che viene proclamata prima della fine della guerra a Versailles, il 18 di gennaio, e questo evento indubbiamente segna che cosa? L'ascesa della Germania
sulla ribalta mondiale, diventa una potenza europea di riferimento senza la quale, che non può essere non presa in considerazione. Ecco. La guerra franco-prussiana, secondo me, dimostra anche cosa sarebbe stato d'ora in avanti la guerra, l'uso delle ferrovie, l'impiego di armi a retrocarica, la mobilitazione di massa, il coinvolgimento della popolazione. Sicuramente queste cose nelle altre guerre dell'Ottocento non ci sono, nella guerra franco-prussiana risultano evidenti. Cosa succede? Vai, scusa. Posso un attimo criticare quest'ultima tua affermazione? Penso che sia giusta in parte, perché però di fatto, cioè, voglio dire, l'uso logistico comunque della ferrovia, per esempio, già la guerra civile americana, la guerra civile, esatto. Quindi sì allora, e no. No. Cioè, rispettosamente dissento da quello che dici, però magari troviamo una sintesi. No, ma Luca, hai totalmente ragione, nel senso che, l'ho già detto in diverse live, io non sono quello delle linee di demarcazione, io sono una persona che crede che ci siano delle modifiche progressive. Per esempio, sulla questione dell'uso delle ferrovie, giustamente tu citavi l'impiego strategico delle ferrovie durante la guerra civile americana, la guerra di secessione. Io aggiungerei delle cose, non so quanti dei nostri ascoltatori lo sappiano, anche durante la guerra del 59 una parte dei corpi francesi sono stati spostati vicino al fronte italiano, poi l'ultimo pezzo se lo sono fatti a piedi, vicino al fronte italiano via ferrovia. Lo stesso hanno fatto alcuni corpi austriaci e ci sono stati dei movimenti di truppe sabaude anche attraverso le strade ferrate. Questo per quanto riguarda il 59. Da dire anche un'altra cosa, il primo impiego storicamente accertato dell'uso delle ferrovie è di una ferrovia costruita dagli inglesi in Crimea che collegava Balaclava, che era il punto diciamo dove stava il centro logistico delle forze inglesi, con le unità più avanzate. È una ferrovia molto molto rudimentale, andate a cercare su internet, sono poco più che dei vagoncini trainati, ecco, delle cose del genere, però per dire che come sempre non c'è mai un qualche cosa che fa la differenza rispetto a quello che è esistito prima, c'è sempre una progressiva modificazione delle cose fino ad ottenere qualcosa che quando lo guardi in retrospettiva ti sembra completamente diverso rispetto a quello che c'era prima. Ecco, non so se sono riuscito, alla fine condivido quello che hai detto, ci mancherebbe. Grazie. Parliamo del trattato di Francoforte, perché a un certo punto la guerra, è vero che c'è l'armistizio del 28 di gennaio, ma viene siglato un trattato il 10 di maggio del 1871 che sancisce una serie di cose. La prima e più importante è l'annessione tedesca dell'Alsazia e della Lorena, come giustamente scrive qualcuno, certo era molto importante perché lì c'erano tutte le miniere che sono molto, chissà per quale motivo, le materie prime contano sempre, anche qui contavano. Questo sarà un motivo di continua uno dei principali motivi di continua tensione tra la Francia e la Germania e sicuramente una delle cause scatenanti la prima guerra mondiale. Il trattato, indubbiamente, questo trattato ha anche altre valenze che hanno un forte impatto sociale. Per esempio, il trattato prevedeva un'indennità di guerra di 5 miliardi di franchi in oro da pagare nei 5 anni successivi, tant'è che i francesi sborsano subito tutto l'importo pur di mandar via i tedeschi, che non sono più truppe di occupazione dal settembre del 1873. Quindi l'esercito tedesco rimane come truppe di occupazione nell'area francese, quella che avete visto anche nelle ultime cartine della fase repubblicana della guerra, come truppe di occupazione a garanzia dell'indennità di guerra che gli doveva essere pagata. Doveva essergli pagata questa indennità di guerra in un tempo più dilatato, 5 anni. I francesi preferiscono pagare molto prima per mandare via i tedeschi. Credo che la guerra franco-prussiana ci dia anche una lezione importante,
perché secondo me le ambizioni nazionali e la preparazione militare possono ridisegnare gli equilibri geopolitici anche in pochi mesi, e questo lo ha dimostrato indubbiamente una Prussia agguerrita seguita dagli altri stati tedeschi. Nota di colore sulla bandiera: questa è la bandiera che viene utilizzata da questo momento in poi per l'impero tedesco. I colori sono il rosso e il bianco i colori sono il nero e il bianco della Prussia, e il rosso e il bianco sono i colori della Lega Anseatica e del Brandeburgo. Quindi l'impronta prussiana anche nella bandiera è, direi, evidentissima. Secondo me la sintesi migliore di che cos'è la guerra franco-prussiana ce l'ha data Benjamin Disraeli quando dice: permettetemi di richiamare l'attenzione della Camera sul carattere di questa guerra tra Francia e Germania. Non è una guerra comune come quella tra Prussia e Austria, o come la guerra italiana in cui la Francia fu coinvolta anni fa, né è simile alla guerra di Crimea. Questa guerra rappresenta la rivoluzione tedesca, un evento politico più grande della rivoluzione francese del secolo scorso. Non esiste una tradizione diplomatica che non sia stata spazzata via. Abbiamo un mondo nuovo, nuove forze in azione, nuovi e sconosciuti obiettivi e pericoli con cui confrontarci, attualmente avvolti nell'oscurità tipica delle novità di tali questioni. Eravamo soliti discutere in questa Camera dell'equilibrio di potere. L'equilibrio di potere è stato completamente distrutto e il paese che ne soffre di più e che avverte maggiormente gli effetti di questo cambiamento è l'Inghilterra. Secondo me è una sintesi perfetta dell'effetto della guerra franco-prussiana. Come conseguenze, e veramente concludiamo, come diceva von Bismarck, senza Sedan non ci sarebbe stato il 20 settembre 1870 a Roma. Come sapete, la giovane Italia sfrutta la sconfitta francese, perché le truppe francesi che erano di stanza nello Stato della Chiesa vengono richiamate da Roma a fine luglio. L'esercito italiano entra nello Stato Pontificio, si cercano, oggettivamente va detta questa cosa, si cercano degli accordi con il Papa che li rifiuta. Il 20 di settembre c'è la breccia di Porta Pia, e il 2 di ottobre, con proclamazione il 7 ottobre, Roma viene annessa al Regno d'Italia e diventerà poi l'anno successivo, il 1 di luglio, la capitale d'Italia. Per cui secondo me la guerra franco-prussiana è importante che noi la studiamo, perché ha avuto delle conseguenze, fondamentali per il nostro paese. Altra cosa rilevante e significativa della guerra franco-prussiana è invece questo strascico molto violento che è la Comune. Quindi cosa succede? La caduta di Parigi e la sconfitta della Terza Repubblica aprono le porte a una rivoluzione operaia e socialista e anche libertaria all'interno di Parigi. I comunardi sono un'accozzaglia di operai, artigiani, piccola borghesia radicale, anche guardie nazionali, adottano la bandiera rossa, anche se va sottolineato con grande cura che non hanno niente a che vedere con l'idea della rivoluzione marxista, anche se poi Marx studierà la Comune di Parigi e, si approprierà un po' dell'idea. Vedete lì cosa c'è scritto: la Comune fu la prima rivoluzione che si propose esplicitamente l'emancipazione della classe operaia, fu essenzialmente un governo della classe operaia, la forma politica infine scoperta per l'emancipazione economica del lavoro. Ripeto, non è una rivoluzione comunista, è una rivoluzione operaia, socialista, libertaria, una rivoluzione dal basso, quindi sostanzialmente diversa dalle altre rivoluzioni, che sono invece delle rivoluzioni dall'alto, di stampo borghese, con una classe politica
dominante che muove la popolazione verso la rivoluzione. Se vi fa piacere potete andare anche a sentire, perché ha fatto diverse conferenze Alessandro Barbero su questa cosa, magari forse in un modo magari esageratamente edulcorato attorno all'aspetto della Comune di Parigi, ma comunque vale la pena di sentirlo. Anche Lenin si appropria un po' dell'idea della rivoluzione della Comune di Parigi, perché Lenin dirà, me lo sono segnato nel mio pizzino, noi siamo i primi ad aver portato a termine ciò che la Comune aveva soltanto iniziata, per cui questa mitizzazione della Comune da parte dei bolscevichi come prova generale della rivoluzione del 17 Io vorrei anche ricordare che Lenin fu preso proprio dai tedeschi, portato poi effettivamente in Russia e dicono: ehi, chi è che vuole scatenare una bella rivoluzione così il fronte orientale della prima guerra mondiale ce lo leviamo? Quindi è un po' un cerchio che alla fine si chiude, Marco. Ho visto Marco Pettenati, che saluto, che chiede: l'Italia fu contattata dalla Prussia per un eventuale intervento contro la Francia? No, esattamente il contrario, cioè la Francia, come abbiamo detto all'inizio, si aspettava che l'Italia sarebbe intervenuta al suo fianco contro la Prussia, ma l'Italia sorniona dice vediamo un po' come va a finire, che magari ci pappiamo Roma, come poi effettivamente è vero anche che poi gli accordi di Plombières erano stati rispettati in parte dalla stessa Francia, quindi in poche parole pure l'Italia insomma ha fatto un po' di giochetti di sì, ma adesso noi magari siamo portati a essere detrattori di quello che fa il nostro paese, l'Italia, ma i furbetti li fanno tutti, perché vabbè, non dico niente perché sennò ti demonetizzano la live. Comunque, in estrema sintesi, la Comune di Parigi, come penso sappiate tutti, finisce male, finisce molto male. Di questa cosa io non sono assolutamente d'accordo, perché si poteva intervenire in maniera diversa. Questa è una tipica modalità di intervento in stile ottocentesco, come anche è successo in Italia a Milano nel 98, quando i cannoni hanno sparato sulla folla che aveva fame e cercava il pane, per cui dopo circa 72 giorni, sto parlando della vicenda di Bava Beccaris, dopo circa 72 giorni di esistenza la Comune di Parigi viene repressa nel sangue, facendo 25.000 morti, molto di più di quelli dell'assedio di Parigi, e altrettanti 25-30.000 incarcerati o deportati da quel generale MacMahon che, forte coi deboli, debole coi forti, non era stato però in grado di battere i prussiani. E come sempre concludo: un libro, un luogo, un film. Ci sono tanti libri, purtroppo in italiano non c'è niente, secondo me non c'è niente di valido. Un libro, ce ne sono tanti, di tanti autori. C'è il libro di Michael Howard degli anni 60 del secolo scorso in inglese, c'è il libro più moderno di Jeffrey Wavro, che è un americano, ci sono tutti i libri di Quentin Berry che sono estremamente interessanti se siete curiosi dell'aspetto militare. Una sintesi complessiva è il libro di questa storica, perché è una signora, questa storica, Bismarck's War. Un luogo da andare a visitare è il Museo della Guerra e dell'Annessione di Gravelot-Saint-Privat. Un film non ce ne sono, però c'è una bellissima serie su Real Time History, quindi la potete vedere anche su YouTube, che è Glory and Defeat, sulla guerra franco-prussiana. Allora, io aggiungo, scusami Marco, come luogo di nuovo il Musée de l'Armée, che sta a Parigi, praticamente certo. di fronte al Louvre, c'ha di tutto, e specialmente una... Pariamo sulla Croce Rossa. Però bisogna, perché è meraviglioso e ha una nutrita ala riferita al Secondo Impero e Terza Repubblica, quindi andatelo a vedere. Sulla questione film, o meglio, sulle serie, mi piacerebbe anche aggiungere
come vedeva forse questa guerra il lato, diciamo, austriaco di Francesco Giuseppe, e una delle ultime serie che racconta un po' le vicende della moglie, cioè di Elisabetta Sissi, per gli amici, Certo. e anche per il volgo, ecco, mostra ovviamente come gli austriaci vedevano Bismarck, come Bismarck si poneva con gli austriaci, anche nel tentativo di cercare una sorta di alleanza e qualche accordo ben prima della triplice alleanza. Quindi secondo me questa cosa non è male. In ultimo, caro Marco, come sempre, ultima slide. Ultima slide, grazie a tutti per l'attenzione, e come ho detto all'inizio, siccome non ho alcun ogni tanto c'è qualcuno che mi ha detto no, ma tu non devi dare via le tue slide, ma che me ne frega, la cultura va in qualche, per quanto noi abbiamo fatto una chiacchierata, cultura è una parola grossa, comunque quello che noi raccontiamo va divulgato, va raccontato. Come dico sempre, se vi mando le slide, il massimo che vi chiedo è, nel caso abbiate bisogno di riutilizzarle per qualche altra cosa, fatelo pure senza problemi, mettetemi un ringraziamento e io sono contento. Detto questo, sono stanchissimo, sono 2 ore e 38 minuti, basta, non ce la faccio più. Come sempre le tue lunghe tirate sono proverbiali. No, adesso ti volevo dire una cosa, poi veramente non stufo più nessuno. Ti ringrazio tantissimo e mi permetto di farti i complimenti per il tuo canale, perché credo che sia un canale molto valido e molto interessante, e chiunque sia appassionato di storia moderna e magari non conosca un tema specifico, se va sul tuo canale e ha voglia di dedicare del tempo ad ascoltare i video che hai fatto su tantissimi argomenti, perché anch'io tante cose non le conosco, vengo a sentire e secondo me è molto utile, ti danno una base per partire, e io spero di fare come fanno altri, cioè mettere delle suggestioni che stimolino la curiosità delle persone per andare ad approfondire, perché quello che abbiamo raccontato è proprio la superficie del problema. Ecco, tutto qua. Ma io ti ringrazio, sono pressoché commosso, anche se non si vede, però insomma noi ci proviamo, io ci provo, invitando anche esperti come te, come tanti altri, sempre nell'ottica personalmente di imparare in primis, e in maniera anche molto umile, e anche nell'ottica ovviamente del dialogo. Dal dialogo si imparano tantissime cose, quindi mi fa piacere, tra parentesi, e io ringrazio anche oltretutto voi che ci avete seguito fino adesso, anche la community, perché è una community che a me piace molto, molto educata, e quindi insomma spero che continui così, e quindi ringrazio te, ringrazio tutti voi, e ci vediamo a questo punto a una prossima live, che sarà questo venerdì, sì, venerdì 28, quindi tra qualche giorno, e poi ci saranno probabilmente qualche live anche a dicembre che devo un attimo organizzare, forse più di carattere, diciamo, libresco, nel senso che probabilmente presenterò qualche libro, e con l'occasione parleremo di qualche argomento, forse di storia moderna, medievale, o comunque magari anche ottocentesca. Devo un attimo vedere, perché mi sono arrivati comunque un po' di libri da leggere. E a questo punto io ringrazio te, Marco, come sempre, perché sei stato eccezionale, e anche voi, e a questo punto ci vediamo alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti e grazie, Ciao a Marco. tutti, ciao, grazie, ciao.